io mi maschero, siamo a Venezia, maschera ci vuole a Venezia. Dai, Venezia, le maschere. Vabbè, possiamo fare un po' piccolo. Allora, buongiorno a tutti. Se prendiamo posto, iniziamo anche questa giornata di lavori. Intanto io devo scusare l'assenza del Presidente Zaia, che ieri sera sul tardi mi ha avvisato che purtroppo non riusciva ad essere qui oggi e quindi mi ha chiesto di portare i suoi saluti, anche perché ci teneva ad essere presente, visto la qualità, mi permetto di dire, dei relatori che abbiamo avuto nella giornata di ieri e di oggi, che rende questo incontro sicuramente di altissimo livello istituzionale, mi permetto di dire. E mi permetto di dire, da Presidente della Conferenza delle Assemblee Legislative, che quello che abbiamo fatto ieri sarà sicuramente utile per la nostra attività, e parlo dal sistema regionale. Penso che il collega Gaetano Armao possa condividere questo, e mi auguro possa essere utile anche per i giudici della Corte dei Conti, per la nostra normale attività. Sicuramente non era un tema né facile né semplice, siamo sicuramente addetti ai lavori, però l'attenzione che ho visto ieri in tutte le sessioni di lavoro mi fa pensare che appunto abbiamo individuato i temi giusti, abbiamo posto anche i quesiti e i dubbi e i problemi giusti per riuscire veramente a rendere questo seminario cosa concreta e utile. E ieri sera col Presidente Carlino ci siamo anche detti che merita assolutamente la pubblicazione degli atti di questo seminario, perché saranno sicuramente utili per approfondimenti e iniziative prossime venture del sistema regionale, ma anche del sistema della Corte dei Conti. Ringrazio il Ministro Maria Stella Gelmini, che è collegata, l'avete già vista in videoconferenza, perché poi a mezzogiorno mi ha chiamato ieri, ha un problema in quella della Lombardia, e quindi comunque la ringrazio per la sua presenza, che sarà sicuramente per noi motivo di appunto segnale da parte del Governo rispetto alle autonomie locali e rispetto al lavoro della Corte dei Conti, che ci è sicuramente utile. Io mi fermo qui con i saluti e ringraziamenti iniziali e passo la parola al dottor Marini, che condurrà questa tavola rotonda. Prego. No, bisogna accenderlo forse. Così? Sì. Ecco, adesso si sente. Grazie, mi unisco ovviamente ai saluti e ai ringraziamenti del Presidente, che ovviamente rivolgo anch'io alla Ministra e al Presidente Carlino. Ora diciamo che prima della tavola rotonda c'è un'introduzione del comitato scientifico del convegno, che in qualche modo ci riassumerà le conclusioni alle quali si è giunti nella giornata di ieri. E quindi, chiedendo ovviamente di contenere i tempi dell'intervento, perché sono diversi relatori, chiederei alla consigliere Zaffina di prendere la parola. Grazie. Preferisco qua, grazie. Allora, innanzitutto voglio ringraziare chi ha promosso questa iniziativa, e quindi il Presidente della Conferenza e il Presidente Carlino, e i colleghi che ci hanno aiutato, come il dottor Pietrangelo e le mie colleghe, la dottoressa Di Mita, la consigliere Di Mita e la consigliere Brandolini, oltre che ovviamente gli altri componenti del comitato scientifico. È stata un'occasione per noi di confrontarci col mondo accademico, e il nostro sforzo è stato, come rappresentanti in qualche modo della Corte dei Conti nella funzione magistratuale, di scegliere tra i relatori persone che lavorassero a stretto contatto con le regioni e con il mondo delle autonomie.
Ora, io credo che il dibattito di ieri abbia lasciato forse nell'uditorio l'impressione che esistano due visioni, non soltanto diverse ma anche divergenti sul modo di interpretare o intendere il controllo intestato alla Corte dei Conti, soprattutto alle sezioni regionali, sui bilanci regionali. In realtà, a mio avviso, occorre intendersi sull'oggetto dei controlli ancor prima che sulla natura. La Presidente Locci e il consigliere Fusaro hanno infatti incentrato i loro interventi su espresso mandato del Comitato Scientifico, la prima sui controlli referto sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria delle leggi regionali, la seconda sui controlli di regolarità, legittimità con brevicenni alle linee guida per i revisori sui rendiconti regionali e in particolare sulle relazioni dei Presidenti delle Regioni sul sistema dei controlli interni. Mentre gli altri interventi sia della mattina che del primo pomeriggio si sono più che altro incentrati sui giudizi di parificazione. E quindi a mio avviso può nascere un equivoco che va chiarito. Come ben precisato infatti dalle colleghe, la Presidente Locci e il consigliere Fusaro, la funzione di ausiliarietà della Corte dei Conti è senz'altro da riconoscere alla funzione referto sulle coperture delle leggi di spesa e referti che attengono al sistema dei controlli interni. Quanto invece ai controlli di legittimità e regolarità in senso stretto e quindi quelli svolti nell'ambito delle linee guida elaborate dalla sezione delle autonomie sui bilanci e sui rendiconti regionali, che hanno comunque come destinatari i revisori, va osservato che la deliberazione che consegue in esito alla verifica dei questionari, pur partecipando sicuramente della natura dei controlli di legittimità e regolarità, non ha però quella incisività che invece è generalmente riconosciuta al controllo analogo che viene intestato alle sezioni regionali sui bilanci degli enti locali, e proprio in ragione dell'autonomia delle regioni. E questo è affermato chiaramente dalla sentenza che ieri è stata più volte citata, la 39 del 2014, che costituisce la base di partenza, ma sicuramente non la base, non il punto di arrivo della giurisprudenza costituzionale. E lì in quella sentenza chiaramente si dice che la Corte dei Conti è un organo che è sottoposto alla legge sia statale che regionale e che la previsione di una pronuncia delle sezioni regionali di controllo che possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura come estranea al nostro ordinamento costituzionale. Detto ciò, però, è fuor dubbio che i giudizi di parificazione hanno assunto, soprattutto alla luce delle più recenti sentenze della Consulta, cito solo a titolo d'esempio la 196 del 2018 e la 138 del 2019, un connotato di elevata innovatività, in quanto si discosta anche in una certa misura, per certi aspetti, dal giudizio di parificazione sul rendiconto dello Stato, che pure aveva ispirato il legislatore. Basta mettere a confronto due sentenze più risalenti nel tempo, la 121 del 66, ma soprattutto la 142 nel 68, che ieri credo sia stata citata, quella col presidente redattore Sandulli, che in modo molto sinteticamente affermava: la Corte dei Conti non si porrebbe più, nel caso in cui fosse autorizzata a indagare sulla legittimità costituzionale delle leggi sostanziali di spesa, non si porrebbe più come organo ausiliario del governo, o meglio del Parlamento, ma verrebbe ad assumere compiti di controllo sull'esercizio della funzione legislativa, e che quindi in quel caso dubbi sulla conformità a Costituzione di leggi diverse da quelle regolanti l'attività della Corte dei Conti non sarebbero in qualche modo consentite. Ovviamente questa pronuncia aveva come punto di partenza il giudizio di parificazione sul rendiconto dello Stato e la definitività della pronuncia delle sezioni riunite su tale rendiconto. Cosa diversa invece è quella che accade nel giudizio di parificazione sui rendiconti regionali, dove l'elemento importante e innovativo, a mio avviso, è quello della giustiziabilità delle deliberazioni adottate in sede di giudizio di parificazione. La 196 del 2018 e la 138 del 2019, redattore Carosi, afferma
partendo proprio dalla sentenza 39 del 2014, che la Corte dei Conti è soggetta alla legge, ma, e questa è diciamo secondo me l'aspetto più innovativo, salvando la parte dell'articolo 1 del decreto legge 179, che è riservata al controllo sugli equilibri del bilancio e sulla correttezza della spesa regionale, corrobora, dice la Corte, l'argomento dei giudici ribittenti secondo cui, ove sia la stessa legge a pregiudicare i principi di rango costituzionale, l'unica via da percorrere per il giudice della parificazione rimane proprio il ricorso all'incidente di costituzionalità. Ma e qua secondo me è importante richiamare e rileggere queste sentenze, sia la 196 del 2018 sia la 138 del 2019, ma in pratica tutte le sentenze che hanno, partendo anche dalla 181 del 2015, sempre il redattore Carosi, viene ben definita qual è la natura della funzione svolta dalla Corte in sede di giudizio di parificazione. È sì una funzione giurisdizionale o quantomeno paragiurisdizionale, altrimenti non le sarebbe consentita sollevare le questioni di legittimità costituzionale, e questo era stato affermato già negli anni 60 e riconfermato in queste sentenze, ma ovviamente c'è un ampliamento della possibilità, sia in relazione ai parametri di costituzionalità e sia in relazione all'oggetto dell'incidente di costituzionalità, che può essere anche una legge di spesa regionale. Ovviamente però le sentenze vanno lette nella loro interezza e secondo me quello che è importante è rileggere per esempio la 89 del 2017, dove si individuano esattamente quali sono i presupposti per sollevare questioni di legittimità costituzionale. Cioè il giudice contabile non può sollevare, ecco, ieri mi è sembrato di capire che ci fosse la preoccupazione che il giudice contabile potesse sollevare questioni di legittimità costituzionale un po' su tutto. Ovviamente c'è innanzitutto il profilo della rilevanza e le sentenze della Corte sono chiarissime in tal senso, cioè tantissime di queste sentenze hanno dichiarato irrilevanti, diciamo inammissibili, in quanto le questioni non erano rilevanti. E la sentenza, per esempio la 89 del 2017, individua proprio quali sono i presupposti per sollevare la legittimità, per esempio l'applicazione dei parametri normativi, la giustiziabilità, il pieno contraddittorio. La 196 del 2018 poi coglie un parallelismo secondo me importante, e in questo secondo me è importante rileggere queste sentenze, un parallelismo per esempio con il controllo preventivo di legittimità, che secondo me è quello, più che tutti gli altri modelli che sono stati ieri citati, è più quello il modello al quale a mio avviso si è ispirato il legislatore. Perché come appunto le sentenze della Corte Costituzionale sottolineano, anche nel controllo preventivo di legittimità si configura una funzione analoga a quella giurisdizionale, cioè diretta a valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, operando un controllo esterno rigorosamente neutrale, disinteressato e che consente di ammettere al sindacato della Corte Costituzionale leggi che di più difficilmente verrebbero ad essere sottoposte. E qui si ricollegano ovviamente tutte le sentenze che individuano un'opportunità nel giudizio di parificazione, cioè la possibilità in quella sede di sollevare questioni di legittimità costituzionale e quindi di tutelare degli interessi che altrimenti non sarebbero tutelati. Quindi a mio avviso quello che va sicuramente evitato, io condivido assolutamente l'esigenza che è stata manifestata ieri dai rappresentanti delle assemblee legislative, l'importanza di uniformare la procedura, di introdurre delle regole più certe, più chiare nei ruoli, nelle competenze, ma assimilare
vi invito anche a questa riflessione: assimilare completamente il procedimento del controllo, sebbene nella forma contenziosa, ad un processo, perché qui diciamo ieri questo in qualche modo si è voluto, alcuni almeno hanno voluto evidenziare, probabilmente comprometterebbe, a mio avviso, quel principio di leale collaborazione che condizionerebbe, a mio avviso, anche non solo il controllo, ma anche la stessa diciamo, possibilità di un'interlocuzione con le amministrazioni controllate. Ricordo anche, questo lo sappiamo tutti, che il giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato è sempre disciplinato da quel regio decreto del 34 che alcuni ieri hanno diciamo, criticato per la sua vetustà. Va detto anche che in quel contesto il contenzioso costituzionale è molto risalente nel tempo, e questo a mio avviso perché l'assetto istituzionale dei rapporti tra le istituzioni coinvolte è ormai condizionato, è ormai consolidato. Quello che secondo me va chiarito anche in questa sede è che ieri abbiamo parlato di norme relativamente recenti. Quindi è importante, e il contenzioso appunto sorge probabilmente anche a motivo di questo, cioè è stato chiesto sia alla Corte dei Conti e anche alle Regioni di fare un salto di qualità che probabilmente richiede comunque ancora più tempo. E questo secondo me ci deve invitare un po' a riflettere sull'opportunità di intervenire dal punto di vista legislativo in maniera sempre così un po' estemporanea, a volte confusa, perché questo non agevola sicuramente la certezza del diritto, non agevola l'uniforme applicazione anche sul territorio, a dimostrazione del fatto, a mio avviso, che non di nuove norme vi è assolutamente bisogno, ma che le norme, anche se antiche, siano chiare nei contenuti, nelle finalità concretamente applicabili, quindi avendo chiaramente in mente qual è la realtà del controllore e dei controllati e l'interesse pubblico che si intende perseguire. Quindi un eventuale intervento normativo, mi permetto di dire, naturalmente è una mia personalissima opinione, non può prescindere da una reale conoscenza della materia che si intende disciplinare, soprattutto delle istituzioni, degli enti che si intende coinvolgere, in quanto un intervento normativo non ponderato potrebbe essere foriero di criticità maggiori di quelle che si intende porre rimedio. Quindi la strada maestra sicuramente è quella promossa anche in questa sede di un'interlocuzione, di una valorizzazione tra la conferenza, per esempio le sezioni delle autonomie e le sezioni regionali. Quanto ad un eventuale intervento legislativo, a mio avviso questo non può assolutamente prescindere dal coinvolgimento della Corte dei Conti, come ad esempio è avvenuto con il Codice di Giustizia Contabile. Grazie. Grazie alla consigliera Zaffina, che appunto ci ha ricostruito la giurisprudenza della Corte. Io penso che l'intervento legislativo in generale, non solo quelli sulla Corte dei Conti, debbano coinvolgere gli interessati, quindi mi pare fisiologico in questa materia. Chiederei nei successivi interventi di rispettare maggiormente i tempi, perché siamo un po' stretti, quindi l'amico Marcello. Grazie. Cecchetti. Allora, solo titoli. Io consegnerò dei titoli al tavolo della tavola rotonda e mi collego direttamente e ringrazio la consigliera Zaffina perché ha già in qualche modo aperto il terreno e dato delle linee guida alla tavola rotonda su quello che è stato, a mio parere, il tema più problematico di ieri, quello dei controlli di regolarità e legittimità affidati alla Corte dei Conti sul sistema delle autonomie regionali. Il primo titolo che è emerso ieri e che consegno alla riflessione della tavola rotonda è che siamo di fronte a un sistema integrato di controlli. Non c'è una sola forma di controllo, i controlli di legittimità e regolarità formano un sistema e sono variegati. Ci sono stati confronti ieri molto importanti e delle interfacce molto utili su singoli profili del controllo, ad esempio quello sulla copertura delle leggi di spesa, sulle tecniche di copertura della legge di spesa, ma anche appunto sulle relazioni che
i presidenti delle regioni mandano periodicamente e predispongono in base all'articolo 1 del decreto 174. L'esito però, il punto focale, il baricentro di questo sistema integrato di controlli di legittimità e regolarità è il giudizio di parificazione. Anche questo è emerso ieri in modo evidente. Il giudizio di parificazione si colloca come il punto di caduta di un sistema di controlli nell'anno finanziario e getta le basi per l'esercizio finanziario dell'anno successivo. Il principio di continuità dei bilanci che la Corte Costituzionale ormai ci ha consegnato come un caposaldo del diritto del bilancio è inesorabilmente costruito sull'approvazione del rendiconto e sulla parificazione del rendiconto. Quindi il rendiconto diventa il baricentro di questo sistema. C'è un paradigma che fino alla sentenza 39 del 2014 la Corte Costituzionale e il sistema ci aveva consegnato per risolvere il problema della pacifica convivenza fra due poli di potere costituzionale, la Corte dei Conti, la magistratura contabile da un lato e le autonomie regionali dall'altro. Questa pacifica convivenza era assicurata dalla leale collaborazione, dall'elemento collaborativo, dalla logica collaborativa. I controlli esterni di legittimità e regolarità che si erano innestati sui vecchi controlli indirizzo dovevano seguire come paradigma di legittimità costituzionale la logica collaborativa. La sentenza 39 del 2014 ci consegna questo e ci dice sì, i nuovi controlli di regolarità e legittimità, che sono controlli garanzia, che implicano inesorabilmente vincoli, perché se io controllo la legittimità e regolarità significa che l'ente si deve conformare e non possiamo, come dire, immaginare che non sia così. Se un rendiconto è giudicato irregolare e non parificato, bisogna fare qualcosa. Non può esserci più l'autocorrezione, la disponibilità ad autocorreggersi o a non farlo. Il tema è regolarità e legittimità impongono un vincolo conformativo. La Corte ci dice nella 39 del 2014 la logica però è quella meramente collaborativa, quindi annullo, dichiaro incostituzionale il comma 7. Ora, il tema però, come dire, è che l'evoluzione successiva ci ha consegnato, come dire, di fatto una precettività e un effetto conformativo di questi controlli su cui le regioni si trovano in difficoltà. La logica collaborativa che pure anima le relazioni interistituzionali fra magistratura contabile e amministrazioni regionali, come dire, trova un punto di frizione, di difficoltà, genera un disorientamento quando impone dei vincoli. Allora, in questo disorientamento sono d'accordo con la consigliera Zaffira, è venuto fuori ieri molto bene, siamo in una fase di transizione. Stiamo vivendo una fase di transizione molto lunga, ancora non finita e ancora che non ci consegna degli approdi solidi. E ieri questa cosa è emersa in modo molto plastico dal nostro dibattito. Io sono stato veramente molto soddisfatto del confronto, perché il confronto ci ha fatto vedere come le istituzioni, magistratura contabile da una parte e amministrazioni regionali dall'altra, e studiosi anche, mi permetto di dire, vivono, no, in un humus culturale di come dire, sensibilità diverse, di attenzioni diverse, di caveat che vengono portati all'attenzione e che, come dire, contribuiscono tutti o dovrebbero contribuire a portarci a un approdo definitivo. Due battute su, diciamo, i possibili esiti di questa transizione. Il primo, diciamo, allora, ci sono due rischi fondamentalmente, che la logica collaborativa che finora ha animato questi rapporti incontri, come dire, degli ostacoli negli effetti conformativi che derivano dal rendiconto. Questo è un rischio vero, che c'è, che si è sentito, che è emerso anche e soprattutto dalle autonomie regionali.
l'idea che questo sistema integrato di controlli, che vive di collaborazione interistituzionale, possa avere degli inceppamenti, dovuti al fatto che le regioni temono e hanno da temere gli effetti che discendono dalla parifica del rendiconto, che può portare all'invalidità delle leggi regionali e che può portare a far dichiarare incostituzionali leggi regionali o legislazione regionale che non si sia conformata alla parifica o alla mancata parifica o alla parifica parziale. C'è questo rischio, c'è il rischio, come dire, che un sistema che fino ad oggi ha funzionato bene possa trovare degli inceppamenti. Quali possibili rimedi? Il rimedio che le regioni in qualche modo hanno auspicato è quello che il procedimento di parifica, in particolare, sia assistito da garanzie che non siano più rimesse alle logiche della collaborazione interistituzionale. La collaborazione interistituzionale resta il frutto di un principio che non viene meno nelle relazioni tra centri di potere, ma non può pregiudicare il fatto che si possano in qualche modo delimitare meglio i ruoli delle parti in gioco e quindi costruire un procedimento regolato che, al di là, come dire, delle categorizzazioni, processo, procedura paragiurisdizionale, però assimili quel procedimento alle, o meglio, innesti in quel procedimento le garanzie della giurisdizione. Le garanzie della giurisdizione che consentano di avere parità delle parti pubbliche diverse, pubblico ministero, emergeva ieri, pubblico ministero contabile che è portatore di un interesse pubblico diverso dall'ente regionale, e soprattutto consapevolezza che l'organo di controllo, la sezione regionale di controllo, svolge questa funzione, qui mi permetto di richiamare la giurisprudenza costituzionale, con un destinatario che non è più l'ente, ma è la collettività, la comunità regionale. Il destinatario della funzione di parifica è la comunità degli elettori, che devono poter trovare nel bilancio e nel rendiconto il veicolo di quella accountability, di quella responsabilità di mandato che la Corte ormai ci richiama in modo consolidato. E allora, se il destinatario della funzione non è l'ente, non è più l'ente o solo l'ente, non è più lo Stato, perché il pubblico ministero contabile svolge la sua funzione e potrebbe svolgere la sua funzione come parte di quel procedimento, se tutto questo poi trova anche, come dire, oggi l'approdo alle sezioni riunite in speciale composizione, quindi un approdo giurisdizionale vero e proprio, perché non immaginare di fare un passo avanti e di costruire un procedimento che consenta alla Regione di essere parte di un processo? Io personalmente ritengo di sì, però le sensibilità sono diverse, ma consenta a ciascuno di svolgere il suo ruolo istituzionale, così come la Costituzione vivente, il blocco di costituzionalità che ci consegna la giurisprudenza costituzionale, in qualche modo già ci richiedono. Grazie. Grazie al professor Cecchetti. Diciamo che già si avverte una differenza di vedute su aspetti, diciamo, determinanti come quello della disciplina del procedimento di parifica. Disciplina del procedimento di parifica che poi non comporta di necessità che si trasformi quel procedimento in un vero e proprio processo, perché anche il procedimento amministrativo è regolato. Certo è che sicuramente assicurerebbe forse maggiore autorevolezza e neutralità all'esercizio della funzione. Chiedo a questo punto di intervenire al professor Guido Rivosecchi per chiudere appunto i temi di ieri, diciamo. Grazie. Grazie Presidente, qualche battuta anche da parte mia sullo svolgimento sui contenuti e sui risultati a cui è giunta la seconda sessione dei nostri lavori, che ho coordinato, quella dedicata ai controlli sulla gestione concomitanti, alle diverse tipologie di controllo diverse dalla parifica e dei controlli sui quali ha appena riferito il collega
Cecchetti. Le relazioni ci hanno offerto un panorama significativo sul fondamento costituzionale e sugli sviluppi dei controlli sulla finanza regionale, e partirei proprio da questo fondamento costituzionale che è emerso nella sessione di ieri. L'articolo 100 delinea un modello sufficientemente aperto di controlli sulla finanza territoriale, quindi aperto alle scelte del legislatore. Tant'è vero che noi abbiamo avuto diverse stagioni dei controlli sulla finanza territoriale, ora controlli preventivi, ora controlli concomitanti, ora controlli successivi, ora controlli cogenti, impeditivi, come i controlli di legittimità e regolarità dei conti che hanno caratterizzato gli ultimi 10 anni, almeno come tutti sappiamo dal decreto legge 174, degli orientamenti del legislatore, corroborati, come è stato ricordato anche stamane, dall'orientamento della giurisprudenza della Corte Costituzionale. A questo modello elastico che ci consegna l'articolo 100 della Costituzione si aggiungono poi altri parametri costituzionali, il 97 sul buon andamento, il 119, che consentono al legislatore di prevedere altri controlli. Ad esempio il controllo sulla gestione trova fondamento in questi parametri costituzionali. Sono state prese in esame le diverse linee evolutive, le diverse tipologie di questi controlli. Io sottolineerei però che al fondo tutti questi controlli possono essere classificati in base all'esito, quelli che finiscono con un referto, quelli che finiscono con una decisione. E quindi pur nel modello aperto e nelle diverse declinazioni possibili dei controlli che ci può consegnare il legislatore, sono emersi alcuni punti fermi però, che io ricorderei in premessa alla riflessione odierna. I punti fermi che sono emersi dalle relazioni di ieri, in particolare la prima, quella di Elisa Cavasino sul fondamento costituzionale, sono sintetizzabili in poche battute nei seguenti termini. Tutti i controlli della Corte, anche questi di questa seconda famiglia residuale che fa riferimento a parametri diversi e trova fondamento in parametri costituzionali diversi, sono comunque controlli di natura magistratuale, il che significa che deve essere sempre salvaguardata la neutralità e l'indipendenza di chi svolge questi controlli. E io sottolineerei, ieri emerso all'inizio della nostra riflessione, mi sembra un punto centrale rispetto alle riserve di legge che pone la Costituzione. 108 sullo statuto giuridico del magistrato contabile, in qualsiasi sede operi, 101 sulla indipendenza funzionale del giudicare, che chiaramente è declinata in modo diverso dal legislatore, ma vale anche quando il magistrato contabile opera in sede di controllo. Ecco perché la giurisprudenza costituzionale, e vengo al versante delle autonomie regionali, ha sempre valorizzato i controlli esterni della Corte dei Conti, proprio perché indipendenti, affidati a un organo magistratuale, e in questo più garantisti dell'autonomia regionale rispetto ai controlli a vario titolo affidati al Ministero dell'Interno nel corso del tempo, al MEF, questo può essere interessante anche in prospettiva, che vengono di solito dichiarati incostituzionali dalla Corte. Terzo elemento di premessa è la valorizzazione dell'elemento oggettivo del controllo sulla natura pubblica delle risorse, che ci consente, pur nella differenza del fondamento costituzionale diverso delle funzioni, controllo e giurisdizione, arrivare comunque a un'interpretazione unificante delle funzioni della Corte che, come dire, è sempre più valorizzata sul controllo sulla natura pubblica delle risorse che giustifica la responsabilità, il giudizio di responsabilità per danno erariale e l'estensione dei controlli che in questa seconda tipologia sono stati presi in esame. Dopo la riforma costituzionale del 2012, il pareggio di bilancio, l'equilibrio di bilancio, che è il vero convitato di pietra di tutto questo dibattito, il legislatore si è orientato a far prevalere i controlli di legittimità e regolarità dei conti, che era ricordato poc'anzi, non si esplicano più soltanto nell'interesse del controllato, ma nel valore costituzionale della legalità finanziaria, superiore in qualche modo. Quindi la domanda è:
Ecco, i dati che ci hanno portato ieri i colleghi magistrati sono particolarmente significativi, soprattutto sul versante delle sezioni regionali. Negli ultimi 5 anni ci è stato detto su 17.000 delibere delle sezioni regionali, più di 9.000 sono 9.000 e qualcosa sono riferite ai controlli di legittimità e regolarità dei conti, 100 al controllo sulla gestione. Quindi le sezioni regionali il controllo sulla gestione non lo fanno sostanzialmente. Ecco, questo è un dato diciamo che già ci dà l'idea di che cosa stiamo parlando. Allora la domanda è, dal punto di vista delle regioni, come rafforzare le garanzie dell'autonomia regionale davanti a tutto questo? Io direi che il dato più sorprendente che è emerso ieri anche nella nostra sessione è che i rappresentanti delle regioni chiedono un rafforzamento delle garanzie nei procedimenti di controllo o delle garanzie processuali, se accediamo alla tesi della natura giurisdizionale o paragiurisdizionale, ma concordo che non è questo il punto. Il punto è che le autonomie regionali chiedono un rafforzamento delle garanzie in questi procedimenti e che, guardando in prospettiva le tendenze in atto negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni, direi, nella legislazione di emergenza del legislatore, non è affatto scontato che l'estensione dei controlli sulla gestione garantiscano meglio le autonomie regionali, perché il parametro, come emerso nella sessione di ieri, del controllo sulla gestione è un parametro meno definito da un punto di vista normativo, meno certo e quindi, diciamo così, rischia di fornire una sponda non sufficientemente certa al decisore politico regionale per attivare i processi correttivi e per attivare la responsabilità del decisore politico regionale. Non è detto che il controllo sulla gestione responsabilizzi di più, proprio perché il parametro è incerto e indefinito, il legislatore regionale di quanto non lo sia il controllo sul bilancio di legittimità, regolarità dei conti, che si collega, valorizza il nesso tra autonomia e responsabilità, la trasparenza dei conti e al fine il principio democratico, perché il decisore regionale dovrà rendere conto attraverso questi controlli dell'impiego delle risorse. Chiudo con un altro interrogativo che riguarda il bilanciamento tra i due valori in gioco: legalità costituzionale e finanziaria da un lato, autonomia politica regionale dall'altro. Fino a che punto il modello elastico che ci offre l'articolo 100 della Costituzione può spingere il controllo ad approssimarsi all'amministrazione attiva in questa seconda tipologia di controlli? Cioè, fino a che punto il controllo può avvicinarsi al momento della coamministrazione? Io credo che questo sia un dato problematico, se si espande la consulenza, per essere chiari, della Corte dei Conti, sia per i principi costituzionali a garanzia dei controlli che ho cercato di richiamare, sia per l'autonomia regionale. E quindi questa eventuale tendenza, a mio avviso, va guardata con grande attenzione e semmai implica una riforma di sistema dei controlli della Corte dei Conti. Non è che può essere, come dire, frutto di qualche emendamento infilato in sede di conversione di un decreto legge a contenuto chiaramente eterogeneo, ma dovrebbe riguardare una riforma organica del rapporto, del sistema dei controlli integrato come ci è stato descritto. E quindi, in conclusione, consegno al dibattito quest'ultima suggestione della quale mi assumo la responsabilità, perché c'è in atto un po' una tendenza in questa legislazione dell'emergenza, no, che ci accompagna da 2 anni, a rivedere un po' il rapporto, come emerso anche nella giornata di ieri, tra la Corte dei Conti e le autonomie regionali. Io non vorrei che, al di là dei contenuti, delle scelte di merito che spero siano chiare da parte del legislatore, non vorrei che queste tendenze emergessero sulla scia dell'emergenza, no? Di un diritto che, guardando proprio le funzioni di controllo della Corte dei Conti, come emerso ieri nella relazione di Giovanni Guida, è molto difficile capire anche quali sono, perché vanno individuate in norme spesso eterogenee che si sono stratificate nel tempo, e non vorrei che fossero ridisegnati questi sistemi dei controlli sulla scia dell'emergenza,
perché tutte le emergenze, anche quelle più drammatiche come quella che stiamo vivendo, a un certo punto devono finire e non ci possono consegnare un diritto derogatorio che magari varrà a regime, che rischia di abbassare il livello di garanzie costituzionali che assistono sia la Corte dei Conti sia le autonomie regionali, perché sarebbero così disattese, fra l'altro, le aspettative dei due soggetti promotori di questo seminario. Grazie. Grazie. Grazie al professor Rivosecchi. Sono tantissime le suggestioni del suo intervento. Il fatto che il proprium del controllo della Corte dei Conti sia nell'indipendenza e nel fatto che sia un controllo magistratuale e che questo si traduca forse in modo più pieno nel controllo di regolarità e legittimità è sicuramente vero. Da qui l'esigenza di garanzia. Non sono del tutto d'accordo sul pericolo dell'attività consulenziale, perché non è detto che quell'attività debba impingere nel merito, cioè può essere una consulenza che invece si ferma al profilo della legittimità. Io prima di iniziare la tavola rotonda chiederei anche al Ministro di intervenire in maniera da portarci anche il punto di vista dello Stato centrale. Grazie. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, benissimo. Perfetto. Saluto la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative, in particolare saluto e ringrazio il presidente Ciambetti, il Consiglio regionale del Veneto, la Corte dei Conti, il professor Marini per l'invito ad intervenire in questa preziosa iniziativa, un invito che apprezzo in particolare per il tema, per l'approccio e anche per la congiuntura storica che stiamo vivendo e che ci porta a dover affrontare e a declinare il principio di leale collaborazione in maniera forse un poco più decisa e anche innovativa. Direi che ormai dagli anni 70 la sana gestione delle finanze pubbliche è uno dei problemi centrali per le democrazie occidentali e questo in corrispondenza di alcune fasi che dagli anni 70, penso al tema della recessione economica, allo shock inflattivo, hanno posto all'attenzione del dibattito politico ma anche dell'opinione pubblica questioni che mettono in discussione aspetti essenziali del nostro modello di vita. Penso alla sostenibilità del welfare state, al livello di garanzia dei diritti sociali, al crocevia fra la libertà e l'uguaglianza, fra creazione e redistribuzione della ricchezza, fino ad arrivare alla responsabilità nei confronti da parte delle generazioni attuali nei confronti delle generazioni future. Per tutte queste ragioni i problemi che oggi voi state affrontando sono diventati ormai parte integrante e quotidiana della vita delle istituzioni e anche dei cittadini, in una dimensione che peraltro con la globalizzazione si è fatta integrata, interdipendente e aggiungerei ad alto rischio di reciproco contagio. Basti pensare alla crisi dei mutui subprime del 2008 e alla crisi economica ingenerata dalla pandemia. A queste evoluzioni sono corrisposti una serie di mutamenti, sia a livello internazionale, pensiamo quanto sia cambiata la governance europea sulle politiche economiche, penso anche al ruolo del Fondo Monetario Internazionale, ma i mutamenti ci sono stati non solo sul livello internazionale ma anche nazionale, con la costituzionalizzazione nel 2012 del principio di equilibrio di bilancio, con il conseguente rafforzamento del ruolo e dei poteri della Corte dei Conti, oggi quindi chiamata ad un duplice ruolo di istanza collaborativa da un lato, ma anche ovviamente di controllore rispetto alla gestione finanziaria del complesso di tutte le amministrazioni pubbliche. E il contesto quindi nel quale oggi ci troviamo ad operare è frutto di un intreccio fra la politica, la legislazione, la giurisprudenza, la burocrazia, l'attività amministrativa,
e devo dire che tutti questi aspetti, queste realtà in alcuni casi hanno raggiunto un buon grado di collaborazione, quindi hanno ottenuto una sintesi felice, altre volte invece ci sono relazioni che sono impostate sulla contrapposizione e quindi iniziative quali quella odierna sono la testimonianza più evidente di come tutte le istituzioni e gli operatori del settore siano pienamente consapevoli della necessità di valorizzare i profili di sinergia, di rafforzare i punti di convergenza, di impegnarsi in un reciproco e comune processo di apprendimento. Questo sforzo diviene ancora più importante, come già avete ricordato, nel mezzo della gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo dinanzi a noi per la prima volta l'occasione e le risorse per realizzare quelle riforme strutturali che il nostro Paese attende da troppo tempo, per risolvere, abbiamo l'occasione anche di risolvere i problemi atavici dell'Italia e quindi la possibilità di preparare ai nostri ragazzi un terreno per correre e consegnare alle nuove generazioni quelle chance e speranze di futuro che molte scelte politiche ed economiche sbagliate del passato avevano fortemente ipotecato. D'altronde il PNRR è esattamente questo, è la caduta degli alibi, è la possibilità di coniugare risorse ingenti con un cronoprogramma di 53 riforme che però è la condizionalità indispensabile per poter ottenere quelle risorse e quindi gli ambiziosi compiti che abbiamo davanti a noi, ai quali siamo chiamati, non possono prescindere dallo sforzo congiunto di ognuno di noi e quindi che dobbiamo affrontare con lo spirito del siamo tutti dalla stessa parte, esercitando quindi le nostre competenze in modo sinergico e non polemico, in modo corale e non solipsistico, e ciò dipende dalla capacità di ciascuno di interpretare il proprio ruolo come un tassello destinato a comporre un mosaico più ampio che è appunto l'interesse del Paese. In questa prospettiva mi sembra che il percorso tutt'altro che semplice da intraprendere possa avere alcune coordinate. Io proverò ad elencare alcuni punti che ritengo particolarmente significativi. La prima coordinata è quella della leale collaborazione, esigenza più volte emersa, credo, all'interno dei vostri interventi, che si declina non solo nell'operare sinergico cui ho già fatto riferimento, ma anche in una più puntuale dimensione tecnica, che è la valorizzazione degli strumenti attraverso i quali la Corte dei Conti può fornire alle amministrazioni un supporto nella formazione delle decisioni, come nel caso del controllo concomitante o del controllo preventivo e facoltativo. Si tratta di un punto al quale si è richiamato più volte anche il Presidente Draghi e che ha sottolineato con forza nel suo discorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti e che mi sento di ribadire in questa sede senza alcuna riserva. Se si valorizza la funzione consulenziale della Corte dei Conti, non solo si innesca una logica di collaborazione fra i soggetti coinvolti, superando la dinamica dicotomica controllante-controllato, ma si previene quel fenomeno di paura della firma che in molti casi è la causa che paralizza l'attività amministrativa. Non solo, consentendo alle amministrazioni di confrontarsi in corso d'opera con la Corte dei Conti, si rende possibile anche quello snellimento, quella semplificazione delle procedure che è uno dei tratti essenziali che caratterizza il PNRR, dai quali dipende la buona riuscita di questa sfida, perché semplificare le procedure non vuol dire attenuare i presidi di legalità o far compiere un salto nel vuoto agli operatori del diritto. Rispetto a entrambi gli aspetti, l'ausilio della magistratura contabile
deve rappresentare invece uno strumento nelle mani delle istituzioni. Tutto questo inoltre diventerà ancora più facile una volta che tutte le regioni, molte sono già, devo dire, a buon punto e ad esse va fatto un plauso, avranno concluso il procedimento di adeguamento alle norme statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, così da creare un sistema più omogeneo di contabilità nel Paese. Su questo tema ci sono, come ho detto, regioni che sono già davvero ad un buon livello, altre che vanno un po' aiutate in questo percorso, ma credo che sia un elemento decisivo per la trasparenza del sistema contabile nazionale, per la coerenza da parte degli operatori del diritto e anche da parte dei cittadini. La seconda coordinata essenziale è legata al capitale umano ed è rappresentata dalla formazione. La realtà del nostro ordinamento, come ben noto, si caratterizza per una pericolosa bulimia normativa, spesso prodotta peraltro secondo tecniche discutibili che ne determinano aspetti di incertezza. La conoscenza e formazione dell'operatore è l'arma migliore per combattere quella paura della firma che ho già evocato, ma anche per garantire la certezza del diritto, la cui responsabilità sta però tutta in capo al legislatore e in parte alla magistratura. E quindi per garantire l'aggiornamento continuo e il coordinamento costante sulla prassi e gli indirizzi ermeneutici è necessario che iniziative come quella di oggi costituiscano la regola, con l'istituzionalizzazione di sedi e occasioni permanenti di reciproca formazione, informazione e comunicazione. Al riguardo occorre certamente potenziare il dialogo fra gli uffici tecnici delle giunte, dei consigli regionali e della Corte, assicurando quell'esigenza di triangolazione che è stata rappresentata da tutte le parti interessate. Occorre inoltre rafforzare le competenze specifiche del personale preposto, specie sotto il profilo economico-contabile, poiché questa è la strada maestra per un esercizio più consapevole e trasparente delle funzioni. La terza coordinata è il ricambio generazionale. Su questo punto stiamo lavorando alacremente con il ministro Brunetta, anche con il ministro Orlando. Nella nostra amministrazione ci sono troppi pochi giovani. Gli under 35 rappresentano solo il 2,5% del totale dei dipendenti pubblici, contro una media OCSE del 18%. Questo record negativo, che è frutto di criticità ben note, anche legate alle condizioni economiche e alla valorizzazione nel merito della pubblica amministrazione, è denso di risvolti rispetto alla capacità di assecondare il cambiamento, di sintonizzare le proprie sensibilità sulle rapide evoluzioni normative, di disporre delle competenze adeguate a cogliere e a decodificare i processi in atto, in una realtà che è sempre più interconnessa e multidisciplinare. Anche su questo occorre lavorare come sistema paese. La quarta e ultima coordinata è l'esigenza di garantire un binomio inscindibile tra fiducia e responsabilità. Fiducia fra istituzioni e persone che le compongono, responsabilità nei confronti dei cittadini. I consigli regionali, che rappresentano gli elettori e godono di legittimazione democratica, e la Corte dei Conti, preposta ad assicurare da una posizione neutra e imparziale la gestione efficace, efficiente ed economica, oltre che legittima, delle risorse pubbliche, sono portatori essenziali, ognuno secondo le rispettive competenze, di questo binomio tra la fiducia e la responsabilità. Non è un caso che anche a livello storico, se la nascita delle assemblee rappresentative e degli organi di controllo siano andate pressoché in parallelo, per assicurare l'esigenza fondamentale di far corrispondere al potere di riscuotere e spendere i soldi pubblici la connessa responsabilità.
Siamo insomma alle radici del costituzionalismo e della democrazia, e quindi spirito di missione, senso delle istituzioni, leale collaborazione, anche qui sono gli elementi costitutivi del futuro che dobbiamo costruire. E in questi 2 giorni di lavoro immagino che insomma sicuramente l'approfondimento che voi state portando avanti rappresenti un contributo di metodo e di merito. Quindi da parte del Ministero che pro tempore rappresento la massima, non solo il plauso per questa iniziativa, ma anche la massima disponibilità a collaborare in modo particolare con riferimento al lavoro che ci separa dalla conclusione in positivo della sfida del PNRR. Noi abbiamo all'interno del decreto sulla governance immaginato una cabina di regia che vede la partecipazione di tutti i livelli di governo, da quello nazionale, statale, a quello regionale, fino al livello comunale. Riteniamo che la Corte dei Conti possa darci consigli, suggerimenti, indicazioni su come fare in modo che queste risorse vengano spese nel rispetto delle competenze che la Costituzione assegna a ciascun livello di governo, ma ovviamente con una grande attenzione alla trasparenza, alla correttezza dell'impiego, ma anche con una capacità di progettualità che non sia mirata solo, come dire, alla spesa di queste risorse, ma all'investimento. E ovviamente il rispetto dei tempi, che sono davvero stringati, deve andare di pari passo con quella semplificazione che è in corso, che è già oggetto di provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri e in discussione in Parlamento, ma io credo che quelle misure ancora non siano sufficienti. Noi ovviamente dialoghiamo costantemente con il MEF, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma io penso che se andassimo ad investigare senza nulla togliere alla possibilità e alla competenza di controllo che la Corte dei Conti ha e deve rimanere, ma la prospettiva di una, come dire, di una collaborazione, di una sinergia su un fronte inesplorato come quello del PNRR, io credo che sia un elemento estremamente utile e garanzia di risultato, perché il rischio è quello di cadere un po' in un vizio tutto italiano delle contrapposizioni, delle impugnative che poi fanno perdere tempo, ma che affievoliscono anche quel binomio fiducia-responsabilità. Quindi grazie davvero per questa opportunità di confronto. Mi scuso per non essere lì con voi, ma come ho spiegato al Presidente Ciambetti, impegni pomeridiani non rendevano compatibile la trasferta, e quindi rimarrò in ascolto ancora per qualche minuto e poi magari il Presidente Ciambetti, il Professor Marini mi daranno gli atti di questo convegno. Grazie davvero e buon lavoro a tutti. Grazie Ministro del bellissimo intervento e del richiamo al metodo, che appunto in fondo è quello che ispira questi incontri, non solo questo ma anche quello che si è svolto qualche anno fa, cioè il metodo sostanzialmente della collaborazione e del confronto tra Regioni e Corte dei Conti, e anche il richiamo non soltanto al metodo ma anche all'attualità, cioè al contributo che le Regioni e la stessa Corte dei Conti possono e debbono dare alla realizzazione, all'impiego delle risorse finanziarie ingenti che provengono dai fondi del PNRR. E sicuramente la Corte dei Conti, così come le Regioni, faranno il proprio compito. Sono tutti obiettivi molto ambiziosi. Il Ministro ci ricordava come appunto si investa da un lato nella formazione e dall'altro nel ricambio generazionale. È chiaro che possono essere obiettivi che non vanno di pari passo. Il ricambio generazionale sconta il fatto che chiaramente le nuove generazioni non hanno quelle esperienze che ovviamente hanno chi già lavora da tempo nell'amministrazione. E qual è giusto, mi pare che già dagli interventi che mi hanno preceduto, quello della Ministra e anche quelli del Comitato Scientifico, i temi sul tappeto sono moltissimi. Quindi
penso che non sia in verità necessario aggiungerne altri per la tavola rotonda, ma vorrei così concentrarmi, giusto qualche parola, sul contenuto del nostro incontro, che è quello di andare a analizzare i complessi equilibri del sistema delle autonomie. Cioè l'obiettivo alla fine di questo incontro è quello di individuare un equilibrio tra controllo contabile e autonomia della Corte, e quindi dovrebbe essere quello in qualche modo di massimizzare la componente edificante sottesa ai controlli, sia cogenti che collaborativi, per contribuire ovviamente al rafforzamento di uno Stato che possa essere all'altezza dei compiti che a breve si troverà ad affrontare. I temi cruciali sono da questo punto di vista noti e passano appunto dalla competenza della pubblica amministrazione alla spedita assunzione di responsabilità per le scelte operate, superando appunto la ben nota paura della firma che ricordava anche il Ministro, che troppo spesso è stata eretta al legittimo impedimento dell'agire amministrativo, non senza menzionare la necessità, che ormai diventa imprescindibile, di una significativa semplificazione normativa, prima ancora che amministrativa, perché spesso i deficit della normazione si ripercuotono su chi per eccellenza è soggetto al principio di legalità. A fronte di questi obiettivi occorre considerare una serie di rischi insiti nel potenziamento del controllo o comunque nella disciplina del controllo della Corte dei Conti. Abbiamo visto come esistono sensibilità diverse sul tema. Quindi l'obiettivo dovrebbe appunto quello di conseguire un punto di equilibrio tra queste sensibilità. Per realizzare tale risultato il legislatore, sin da epoca direi molto risalente e direi forse addirittura dai primordi del controllo contabile, ha provato a declinare nei modi più diversi e flessibili la funzione di controllo, distinguendo appunto tra controlli amministrativi interni e esterni e controlli giurisdizionali affidati per l'appunto alla magistratura contabile, ma anche tra questi ultimi, tra questi controlli contabili, il panorama, ce lo ricordava il professor Rivosecchi, è molto frastagliato, in quanto si distinguono controlli preventivi di legittimità e regolarità, controlli di gestione, controlli successivi meramente refertuali, controlli di amici, controlli concomitanti, e si potrebbe proseguire con le qualificazioni. Ognuna di queste forme di controllo presenta elementi positivi e controindicazioni. Ad esempio, un'eventuale estensione del controllo preventivo di legittimità sconta il pericolo di rallentare o addirittura di ostacolare l'azione della pubblica amministrazione o di minare l'autonomia costituzionalmente garantita all'ente. All'opposto, il controllo di gestione, ce lo ricordava appunto il professor Rivosecchi anche questo, o quello meramente refertuale, rischia di essere un controllo poco efficace, sia perché interviene a valle dell'azione dell'amministrazione, quando il danno si potrebbe essere già compiutamente realizzato, sia perché non ha carattere cogente né natura sanzionatoria, e sì perché addirittura potrebbe produrre un effetto, quello sì, di coamministrazione. Da lì una serie di formule di mediazione alla ricerca appunto di quell'equilibrio, che in fondo l'equilibrio è un po' una chimera dell'esistenza umana. Indipendentemente dalla formula più efficace e dalla soluzione che meglio bilanci i molteplici interessi in gioco, uno degli obiettivi che bisogna realizzare è quello di accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei principi discendenti dalla cosiddetta Costituzione finanziaria, in modo da renderli maggiormente maneggiabili e non solo astratti. La formazione di cui accennava il Ministro Gelmini deve svolgersi anche in questa materia, anzi direi soprattutto in questa materia. Mi sembra che sotto questo aspetto la Corte dei Conti, anche attraverso un proficuo dialogo non soltanto con le autonomie regionali, ma anche con la Corte Costituzionale, abbia fornito e continui a fornire il proprio contributo. E ciò è accaduto, e gliene va dato merito, anche grazie alla giurisprudenza che ha ampliato le maglie della legittimazione del giudice contabile e che, direi inopinatamente, è stata smentita, sebbene in relazione al giudice eurounitario e sebbene in relazione a una fattispecie molto specifica, dalla recente ordinanza della Corte di Giustizia nella causa C161 del 4 ottobre 2021, che ha messo in dubbio, più o meno immotivatamente, la natura giurisdizionale del controllo contabile, o meglio di quel controllo contabile, si trattava
del controllo sui piani di risanamento. E attraverso invece quel dialogo istituzionale che si è sempre svolto appunto tra Corte dei Conti e Corte Costituzionale e che si è andato intensificando, è stato possibile negli anni porre in luce lo stretto rapporto che sussiste tra l'oggetto e il tipo di controllo rimessi alla Corte dei Conti e le effettive realizzabilità delle scelte di merito sulla spesa. È chiaro che alla Corte è affidato soltanto il compito di verificare la regolarità tecnica e giuridica della spesa, non certo quello di entrare nel merito delle scelte. Ma l'abbiamo sentito, il giudizio della Corte dei Conti è un giudizio che ormai ha come destinatario non soltanto l'amministrazione, ma più in generale i cittadini. E non è un caso che la Corte Costituzionale, sotto questo profilo, abbia elevato il bilancio degli enti a bene pubblico, quale strumento appunto per dare certezza alle scelte in materia economica e finanziaria e per consentire il soddisfacimento più in generale degli interessi della comunità nel bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. Sotto un secondo profilo è stato possibile declinare il concetto di equilibrio di bilancio tenendo conto della imprescindibile bilanciamento tra coordinamento della finanza pubblica e autonomia politica degli enti territoriali. L'equilibrio, va detto, che non è una monade statica e formale, ma un processo dinamico volto alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, imperniato sulla continuità degli esercizi finanziari ed è essenziale per garantire nel tempo l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. In questa chiave, l'approvazione del bilancio e del rendiconto dell'ente territoriale costituiscono oggi il principale strumento di verifica dell'operato dei governanti e di controllo democratico sulle scelte di impiego delle risorse nella realizzazione delle politiche pubbliche e quindi, nella sostanza, di controllo democratico. A questi fini rispondono anche i controlli ormai quasi decennali sugli enti territoriali, specie in materia di piani di riequilibrio, introdotti dal TUEL e dal decreto legge 174 del 2012, che attribuiscono alla magistratura contabile strumenti per un intervento attivo nelle dinamiche finanziarie degli enti territoriali. La novità principale di questo tipo di controlli, in particolare dei piani di riequilibrio e delle stesse parifiche, non sta tanto, a mio avviso, nella natura cogente o non cogente rispetto ai precedenti controlli collaborativi, quanto nella natura dinamica di questi controlli. Infatti in questi casi il raffronto tra fattispecie e parametro normativo viene integrato dalla valutazione delle misure correttive. E in questo senso la natura cogente del controllo, più volte riconosciuta dalla Corte Costituzionale, si affianca e in un certo senso si ancora anche quella intrinsecamente collaborativa in quell'ottica pedagogica di cui ho già accennato. Questo mi suggerisce un'ultima notazione e concludo, specie alla luce dei compiti che le autonomie si troveranno ad affrontare nel prossimo futuro. Al fine di massimizzare il contributo che la Corte dei Conti può offrire alla gestione della cosa pubblica, sarebbe opportuno iniziare un'analisi su un eventuale potenziamento del ricorso del legislatore ai cosiddetti controlli facoltativi di legittimità. Ne accennava anche qui il Ministro, perché questi possono costituire un ausilio proprio in sede di attuazione del PNRR. I vantaggi di sistema, a mio avviso, sarebbero significativi e molteplici. Anzitutto si contrasterebbe anche per tale via la cosiddetta paura della firma e la paralisi dell'attività amministrativa, velocizzando lo svolgimento delle procedure. In secondo luogo si assicurerebbe e rafforzerebbe il principio di legalità, evitando distorsioni nell'azione amministrativa in un momento storico di particolare rilievo. Al contempo si consoliderebbero anche le competenze e le responsabilità dei pubblici funzionari, senza dover ricorrere a forzature non del tutto giustificabili dei presupposti che costituiscono la responsabilità amministrativa e su cui riposano delicati bilanciamenti. Mi riferisco alla scelta, a mio avviso poco felice, di estendere a tutto il 2023, di prevedere anzitutto e poi di estendere a tutto il 2023 l'esonero della responsabilità amministrativa per colpa grave, che pur legittimamente perseguendo la speditezza della macchina pubblica nell'attuale contesto emergenziale,
e potrebbe ingenerare e sedimentare inefficienze gestionali e funzionali. Inefficienze che rischiano di radicarsi in molto meno tempo di quanto ce ne vorrà poi per estirparle, senza considerare che il giudizio di responsabilità per danno erariale serve paradossalmente più per l'incompetente o per l'incapace che per il delinquente, cioè per chi compie l'azione con dolo, e la cui azione in fondo è già limitata dal giudice penale. Insomma, sembra radicato il timore che in questo caso la famosa parabola evangelica della zizzania non funzioni, cioè l'idea di far crescere zizzania e grano insieme nell'attesa del giorno del giudizio, perché è dimostrato che le condanne del giudice contabile non riescono a recuperare all'erario i danni effettivamente prodotti e talvolta nemmeno ostacolano o impediscono paradossalmente la carriera del responsabile, che anche dopo la condanna potrà liberamente continuare a ricoprire incarichi dirigenziali e, se del caso, a fare danni all'erario e al Paese. In questa prospettiva è, a mio avviso, auspicabile proprio un rafforzamento della funzione consultiva e dei controlli, in particolare del controllo concomitante e del controllo preventivo facoltativo. Solo così, a mio avviso, si potrà impedire la stessa semina della zizzania. E va nella giusta direzione l'emendamento che è stato approvato dalla legge comunitaria relativamente al rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei Conti sulle risorse stanziate dal PNRR. Questa volta senza un emendamento a un decreto legge, incredibilmente. Rafforzamento che comunque e in via generale deve tenere in considerazione molteplici interessi in parte antitetici, come appunto l'autonomia degli enti territoriali, la responsabilizzazione della dirigenza amministrativa e la speditezza dei procedimenti amministrativi. Non procedo oltre, perché ritengo di essermi anche prolungato oltre il dovuto, considerato peraltro che la mia funzione deve essere soltanto quella di coordinamento e considerato che appunto sono tantissimi i temi sul tappeto e quindi darei la parola, iniziando dalla parte diciamo regionale, al professor Gaetano Armao, che svolge attualmente anche la funzione di vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all'economia della Regione. Grazie. Grazie professor Marini, grazie al Presidente Ciambetti, al Presidente Carlino, all'organizzazione di questa importante occasione di confronto tra le regioni e la Corte dei Conti, i consigli regionali e gli esecutivi, ma ecco, il complesso delle istituzioni regionali e la Corte dei Conti. A me oggi tocca svolgere in qualche modo 3 parti in commedia, non 2, ma addirittura 3 parti in commedia, poiché devo parlare in rappresentanza delle regioni italiane, lo devo fare da vicepresidente di una regione speciale importante, che ha un bilancio tra i più importanti del paese per dimensione, e però non devo dimenticare il mio ruolo di studioso e di analista di questi temi, e quindi devo muovermi con una certa cautela tra le questioni che vi prospetterò, con ovviamente massima sinteticità, rinviando poi ad una nota scritta che mi permetterò di consegnare. È stato già evidenziato ieri, lo faceva l'amico Enrico Vasecchi, lo hanno fatto quasi tutti gli interventi, che questo decennio si colloca nel contesto di un rafforzamento dei controlli di legittimità e regolarità dei conti e l'estensione del giudizio di parificazione ai rendiconti regionali, ma in un più ampio contesto di rinnovata legalità finanziaria euro unitaria. Cioè il concetto è che cambia completamente il paradigma del controllo sugli atti e si entra in una dimensione dell'equilibrio economico-finanziario come parametro del controllo di tutte le modalità di controllo. Il che, e lo vedremo più avanti, ha esteso, a mio avviso, la funzione metapoietica del giudice. Cioè, ci troviamo di fronte a un giudice che viene caricato, non perché ne sia autonomamente interprete, ma viene caricato di compiti, funzioni, ruoli, principi da garantire e far osservare, che evidentemente la tracimazione dai limiti del rapporto tra giudice
e legislatore, tra giudici e legislatori, rischia in alcuni momenti di essere in fibrillazione. Lo diceva poc'anzi il Ministro, lo ricordava il professor Marini, il recupero della funzione collaborativa scongiura profili di straripamento che inevitabilmente si possono prospettare, come quelli che richiamerò tra un po' e che certamente non giovano all'obiettivo ruolo, io mi soffermerò sul profilo della parifica, che è un ruolo di ausiliarietà. Io sono assolutamente convinto dell'ausiliarietà, le garanzie giurisdizionali o paragiurisdizionali sono evidentemente preordinate a garantire la parità delle parti, il confronto, il dialogo, l'emersione di tutti i fatti all'interno delle procedure, ma certamente non possono trasformare meccanismi di controllo che volgono a far funzionare meglio la pubblica amministrazione in procedimenti giurisdizionali tout court, che certamente mal si conciliano anche con, lo diceva ieri il professor Ursi, con la carenza di un quadro normativo puntuale e declinato che appunto inevitabilmente non può che essere definito prima di determinare la trasmigrazione di questo procedimento nell'ambito del giudizio. Quindi alcune spinte, soprattutto dell'ultima pronuncia della Corte Costituzionale, a mio avviso vanno lette nell'alveo di quella pronuncia architrave, mi piace chiamarla così, che è la 39 del 2014, una pronuncia che ha costituito un arresto giurisprudenziale molto puntuale che declina nel dettaglio cosa deve essere il giudizio di parificazione e cosa deve essere anche quello che si sviluppa in sede di impugnativa. Non entro nelle cose che sono state ampiamente dette sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sui due orientamenti. Ho tradito già immediatamente la mia posizione, è quella del rafforzamento del ruolo dell'ausiliarità, in un contesto che è unico. Io ho sentito questi sforzi ricostruttivi, attenzione, molto apprezzabili, nel ricondurre il giudizio di parificazione nell'alveo di un controllo, nell'alveo della giurisdizione in senso stretto, ma io credo che sia un unicum che va riconosciuto come unicum. Non esiste nell'ordinamento giuridico altro momento di convergenza tra il legislatore e il giudice, perché ci troviamo di fronte a un fatto, io lo vivo sulla mia pelle perché mi trovo proprio a portare la parifica a legge e la firmo pure, perché una statuizione diventa legge. Abbiamo tutti da Montesquieu in poi sempre studiato che l'atto tipico, il potere legislativo è la legge, l'atto tipico, il potere giudiziario è la sentenza. Bene, qui ci troviamo di fronte ad una sentenza che diventa legge, anzi che è previsto che diventi legge, perché viene trasfusa, fermo restando i casi nei quali il legislatore decida unilateralmente di discostarsi da questo quadro. Ma diciamo, avviene in modo assolutamente raro, e nel caso in cui esso avvenga in tutto o in parte può determinare l'insorgere di un conflitto costituzionale, di una impugnativa da parte delle autorità della Corte di fronte alla Corte Costituzionale, sollevando nell'ambito del dispiegarsi dei controlli successivi in ogni momento la questione di legittimità costituzionale. Questa peculiarità assoluta, quindi io preferirei non sforzarmi né sforzarci di continuare a portare, a tirare per la giacca questo giudizio da questa parte o da quell'altra. È un unicum e come tale a mio avviso va riconosciuto, però è un unicum che va, seppur in carenza, e vado alla conclusione dei nodi normativi che inevitabilmente, o delle declinazioni normative che inevitabilmente sono essenziali per una compiuta disciplina della fattispecie, che comunque va ricondotto nell'ambito del principio autonomistico, quindi della nostra Costituzione, quindi dove il potere di decidere sulla spesa pubblica è attribuito alle assemblee legislative, assemblee nel caso parlamentari, nel caso delle regioni speciali o nel caso dei consigli comunali, le assemblee deliberanti degli organi territoriali. Quelli sono gli organi, perché eletti dal popolo, titolari della funzione di decidere della spesa pubblica.
non c'è altro soggetto che può decidere la spesa pubblica. Tutti gli altri soggetti debbono orientare al meglio questi decisori verso decisioni efficienti, compatibili con i principi costituzionali, che non disallineano e non creino disequilibrio nella gestione della cosa pubblica. Io ho evidentemente intercettato, come tanti di voi, con gli interventi, una decolorazione della natura ausiliaria, un tentativo di decolorare la natura ausiliaria, non tanto della Corte dei Conti. Io richiamo sempre la pronuncia numero 1 del 2019 delle sezioni riunite in speciale composizione, che è intervenuta proprio con riguardo a una questione che ha sollevato un'impugnativa sulla parifica che ha sollevato la regione siciliana, laddove si dice: osserva il collegio che la peculiarità del giudizio di parifica è la sua funzione ausiliaria nei confronti dell'Assemblea legislativa e che esso si inserisce nel procedimento legislativo, è un unicum nel quale è come per un tetto a cuspide, una parte del tetto sostiene l'altra. Non è pensabile la legge che approva il rendiconto senza la parifica, non è pensabile la parifica senza la legge che approva il rendiconto. Il problema è che, e vi porterò il caso che ieri so che è stato richiamato, io purtroppo avevo contemporaneamente giunta e quindi non ho potuto ascoltare alcuni interventi, quando interviene la legge e il giudice si pronuncia o intende pronunciarsi lo stesso, come è avvenuto con una recente pronuncia della sezione riunita in speciale composizione in sede giudiziaria della Corte dei Conti il 7 ottobre 2021, proprio con riguardo alla Sicilia, sulla quale non so se è stato anticipato, ma nel caso non lo fosse stato lo anticiperò io, abbiamo deciso di sollevare un conflitto di attribuzione, quindi consentiremo, la Sicilia si metterà al lavoro in pieno per consentire alla Corte Costituzionale di definire e declinare, questa volta in modo molto chiaro, il rapporto che c'è tra la legge che fa proprio il rendiconto e la posizione della Corte. Cioè è pensabile che dopo che intervenga la legge e quindi il procedimento ha questa fusione tra momento giurisdizionale e momento legislativo, che l'esercizio della giurisdizione possa avere una reviviscenza e quindi possa continuare a sindacare la delibera di parifica? Esiste una delibera di parifica dopo che il legislatore la fa propria in termini di autonoma impugnazione o diciamo, questione giuridica che può dare luogo a conflitti? Vado veramente alla conclusione, ma anche se mi è piaciuto approfondire di più, richiamando alcune riflessioni proprio sul ruolo della decisione legislativa per quanto riguarda la spesa pubblica. Diceva Giorgio Arcoleo, un giurista siciliano di grande vaglia, che però ha insegnato a Napoli tutta la vita, che morì giovanissimo, cioè appena neanche sessantenne: sussiste una relazione molto stretta tra il principio del necessario consenso ai tributi da parte del rappresentante dei ceti e l'origine dei parlamenti. Addirittura la decisione sulla spesa è all'origine dei parlamenti. Anche Massimo Luciani recentemente ha sottolineato questo ruolo quando dice: numerosi dei più complessi nodi problematici del dibattito politico e della discussione scientifica sono stretti e tuttora si stringono proprio attorno al grande tema del bilancio, investendo i terreni della forma di governo, della forma di Stato, addirittura del tipo di Stato. Cioè siamo ad uno snodo fondamentale della nostra democrazia e dell'organizzazione stessa dello Stato, e l'amico Arrigo Secchi sottolinea: il bilancio è sempre stato e resterà sempre la questione fondamentale del costituzionalismo. Quindi tocchiamo le corde fondamentali della nostra organizzazione statuale e della nostra organizzazione costituzionale. Quindi io concludo proprio con questa sottolineatura che mi sia permesso e che stiamo vivendo, e che in qualche modo viverla ci aiuta a approfondirla e a discernere con maggiore attenzione le questioni fondamentali che entrano in gioco.
natura della decisione di spesa pubblica che riguarda l'approvazione del rendiconto, che è appunto un frutto della valutazione del giudice, che diventa legge. Legge che poi regolarmente viene ratificata o comunque ha un passaggio ulteriore di consolidamento attraverso l'assestamento, perché la parifica poi, dopo essere stata trasfusa nella legge che approva il rendiconto, poi riceve un ulteriore passaggio confermativo nell'assestamento che consolida ulteriormente gli effetti di quella parifica. Quindi ci troviamo di fronte a un doppio intervento legislativo che certamente ha effetti molto rilevanti. Nel caso di specie mi permetto di segnalare che una questione di legittimità costituzionale che oggi la Corte poi ha sollevato di fronte alla Corte Costituzionale non è stata sollevata riguardante la legge del 2016, non è stata sollevata con un ricorso che è stato proposto alle sezioni riunite nel 2017 e viene invece sollevata nel 2021, quindi una sorta di incostituzionalità latente che trova poi un'esplosione soltanto dopo 4-5 anni e paradossalmente proprio quando la Regione nel proprio bilancio prevede una risoluzione sul piano delle poste contabili, non sto qui a declinarvi, che in qualche modo mette ordine rispetto al quadro costituzionale che si ritiene turbato dalla decisione di spesa pubblica. Quindi non indugio ulteriormente, anch'io faccio riferimento anche alla Corte di Giustizia e all'ordinanza che a mio avviso mi pare molto stentorea nelle parti finali, ma non posso che auspicare, e qui veramente concludo, che per esempio, qui faccio riferimento all'amico Ciambetti che segue in modo molto attento le vicende anche dei iure condendo, le politiche del governo che si dispiegano nelle proposte legislative. Come sappiamo c'è una riviviscenza molto pregnante del tema del federalismo e della differenziazione. Probabilmente nel disegno di legge che è quasi pronto al Ministero delle Regioni, dal Ministro delle Regioni e delle Autonomie, probabilmente, perché no, aggiungere un articolo che possa dare un presidio normativo alla parifica e alla rilevanza della decisione di spesa pubblica delle regioni proprio in un contesto come quello della differenziazione, che credo invece possa essere contemperato sul piano del giudizio di cui ci stiamo occupando con una armonizzazione e una più compiuta disciplina legislativa. Io vi chiedo scusa se sono stato un po' frammentario, ma ho cercato di sintetizzare alcuni ragionamenti e vi ringrazio ancora dell'attenzione. Grazie, no, in verità non c'è stata nessuna frammentarietà, tanti gli spunti. Il fatto che appunto si tratti di un unicum produce poi una serie di conseguenze a catena, anche il fatto che se nel procedimento di parifica poi vengono sollevate questioni di legittimità o vengono sollevati conflitti di attribuzioni, questi finiscono paradossalmente per tradursi quasi in un controllo preventivo di legittimità costituzionale, che pure non esiste. Sul tema dell'autonomia differenziata, solo una battuta. Ecco, potrebbe essere quella anche la sede per valutare se ci sono margini per una differenziazione anche dei controlli tra regione e regione, perché ovviamente nel momento in cui si differenziano le funzioni non si può escludere che si possano differenziare anche i controlli sulla base delle singole amministrazioni. A questo punto chiamerei al tavolo il Presidente Ciambetti. Ma lì come preferisci. Bene, ancora grazie per la qualità degli interventi anche di questa mattinata, proprio 2 giornate ben impegnate e ben spese. E anzi, io ho anche un auspicio, speriamo questo seminario possa diventare, mettere radici e possa diventare un appuntamento ciclico. Alcune considerazioni in merito a quanto è emerso nella giornata seminariale di ieri e anche di oggi. Anzi, permettetemi una cosa, con la collega Petitti e con il collega Zanin incontreremo nei prossimi giorni il Presidente Mattarella e gli dirò quante volte è stato citato
nei nostri lavori e in maniera positiva con la sentenza 39/2014 e come l'ha definita Gaetano Armao, pronuncia architrave, è sicuramente una sentenza che ha redatto appunto Mattarella e che fa testo e molto su quello che andiamo a fare come sistema delle regioni e anche di magistratura contabile fate voi. Il sistema regionale, seppur in un contesto normativo fortemente dinamico, secondo me ha reagito in modo costruttivo ai nuovi obiettivi della finanza pubblica che ormai dispiegano i loro effetti ormai da un decennio. Come ha accennato ieri la collega Petitti in apertura del seminario, pur trattandosi questa di una sede altamente tecnica, quella che vede protagonisti le nostre istituzioni in questi 2 giorni di lavoro, una programmazione di bilancio armonizzata, allineata con la giurisprudenza costituzionale ed in linea con il sistema dei controlli, non risponde solo agli obiettivi di efficacia ed efficienza cui sono chiamate le amministrazioni pubbliche, ma a quell'obiettivo che è sicuramente quello più ambizioso, che come legislatori e rappresentanti delle istituzioni ispira il nostro mandato, come quello appunto dei colleghi presidenti di regione, di tutti i colleghi presidenti dei consigli regionali. Allocare nel modo migliore le risorse per favorire una crescita dei nostri territori, non solo sotto un profilo economico, ma anche civile, sociale, di coesione, con l'obiettivo di rinsaldare il nostro tessuto democratico così fortemente messo a dura prova in questi anni da spinte non sempre semplici da gestire. E i soldi pubblici vanno sempre spesi bene, questo da quando ero assessore bilancio è un mio mantra ed è penso la cosa che comunque ho sempre visto anche da parte dei colleghi di altre realtà regionali. Una sana gestione delle finanze regionali, mi sembra che il nostro sistema delle regioni lo abbia messo in pratica. Se guardiamo nell'ultimo decennio, e parlo di tutte le regioni, dell'intero sistema regionale, l'andamento dell'indebitamento, la correttezza, ripeto, dell'allocazione di risorse pubbliche, penso che come sistema regionale i compiti per casa lo abbiamo fatto in maniera abbastanza puntuale e precisa. Le regioni hanno dimostrato di essere orientate verso un progressivo ammodernamento anche degli strumenti da utilizzare, sia aggiornando la propria legislazione in materia di finanza e contabilità pubblica, ma anche investendo nella formazione di personale, e qua parlo anche per i consigli regionali, soprattutto come consigli regionali. Abbiamo sicuramente strada ancora da fare, però ho visto da parte di tutti un impegno verso questo obiettivo. Siamo ben consapevoli che i rilievi del giudice contabile, sia in sede di parifica che in copertura finanziaria delle leggi, richiede un processo di autoapprendimento continuo da parte delle regioni, con una progressiva armonizzazione che seppur lentamente si è avviata in tutta Italia. Da questo punto di vista non possiamo che richiamare la preziosa collaborazione con la Corte, con le sezioni regionali di controllo e la sezione autonomie. Un grazie sentito anche al giudice delle leggi che ci aiuta a delimitare il perimetro del nostro campo di gioco in continuo divenire. Ciò detto, va a nostro avviso però fatta molta attenzione di non superare quel confine sottile ma ineludibile dell'autonomia politica della regione, del legislatore regionale, dell'autonomia che appunto è propria del decisore politico nella scelta discrezionale di allocazione delle risorse, sicuramente nella natura collaborativa del controllo, ma anche della non opportuna simmetria dell'analisi delle poste in bilancio con il controllore gestionale dell'ente. Lo diceva prima benissimo Gaetano, noi siamo investiti di un mandato popolare, ogni 5 anni come minimo andiamo a chiedere e a verificare la pagella con gli elettori e appunto questo è il nostro ruolo, di decisore politico di come allocare al meglio le risorse pubbliche. Sono momenti diversi, sono finalità diverse quelle che ci vedono appunto dialogare,
che non possono essere divisi gli uni con gli altri, ognuno nella propria posizione, in reciproco rispetto, di collaborazione, però su momenti decisionali diversi. Abbiamo compreso dalla giornata di lavori di ieri che andrebbe rafforzato, a nostro avviso, il tema delle garanzie nel contraddittorio a favore delle regioni in merito ai controlli di legittimità e regolarità finalizzato alla parifica, così come un approccio armonizzato delle sezioni regionali di controllo della Corte. Spesso con i colleghi ci troviamo, ci confrontiamo e vediamo delle sensibilità diverse da regione a regione. Questo servirebbe a dare un assetto sistemico alle novelle legislative che si sono succedute dal 2012 in poi in materia di controllo ed equilibrio di bilancio. Qui mi permetto una considerazione personale. Con Gaetano Armao abbiamo vissuto quel periodo che andava dal luglio 2012 all'ottobre 2012. Io ero in quel momento assessore al bilancio e sono in quegli anni che ci siamo incrociati con il presidente Buscema quando era presidente della sezione del Veneto, ed ero delegato in via continuativa da parte di Zaia a partecipare ai lavori della conferenza delle regioni. E quanto avvenne dal caso Fiorito fino all'approvazione del decreto legge 174, dico purtroppo ci ha visti protagonisti, abbiamo passato giornate non semplici, e il 174, vi assicuro, è stata un lavoro faticosissimo, perché doveva esserci il parere favorevole della conferenza delle regioni in sede di unificata con il governo, e appunto le tensioni che ci sono state nello scrivere quel decreto le ricordiamo sicuramente io e il collega Armao, e il 174 non è la perfezione, proprio per come l'ho vissuta nella scrittura e nella gestione appunto poi del provvedimento. Quindi giornate come queste, se possono anche servire a fare un tagliando a quel decreto, secondo me possono essere utili, perché, ripeto, appunto, ormai sono anche vecchio dell'amministrazione, questo mi preoccupa un po', insomma, pensare a cosa facevamo 10 anni fa, però ripeto, la perfezione non c'è stata in quel decreto. Veramente nella scrittura arrivavano, Vasco Errani era il tramite sia con Palazzo Chigi, Quirinale, subivamo, tra virgolette, gli articoli di Gian Antonio Stella che venivano fuori la mattina sul Corriere e condizionavano anche la scelta come sistema delle regioni. Quindi ecco, il 174 è stato utilissimo, non c'è dubbio, non è la perfezione, quindi se c'è qualcosa da mettere a posto, secondo me potrebbe anche essere il momento dopo 10 anni dalla sua applicazione. Appunto, questa potrebbe essere anche una chiave di lettura con cui rileggere oggi a distanza addirittura di 18 anni la legge 131 del 2003, la cosiddetta legge La Loggia, che l'articolo 7 delineava un quadro di governance fra regioni e Corte dei Conti all'indomani della riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione. Sappiamo che abbiamo fatto molta strada assieme, ancora ce ne sarà tanta da fare e, ripeto, i lavori di questa 2 giorni sono stati utilissimi, e con l'auspicio di rivedersi eventualmente a un altro appuntamento che mi auguro possa essere e diventare ciclico, perché secondo me appunto la qualità del lavoro fatto in queste giornate, magistratura contabile, regioni, settore universitario, sarà sicuramente utile anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie ancora. Grazie Presidente. Chiaramente il Presidente è ritornato su temi che sono appunto il proprium di questo incontro, cioè il rapporto tra la collaborazione, e ci ha ricordato anche i risultati che ha prodotto questa collaborazione, con il rispetto dell'autonomia, dove l'autonomia non è una mera rivendicazione di potere, ma è il proprium del mandato democratico. Riguardo al 174, anch'io lo ricordo bene, perché in quel periodo ho svolto una funzione a Palazzo Chigi, quindi ho lavorato anch'io a quel decreto, e chiaramente tutte le norme che si fanno sulla base di spinte emotive risentono della
particolarità del momento, e quindi è sicuramente una normativa migliorabile, però tutto sommato è stata comunque una normativa a 10 anni quasi 10 anni dalla sua entrata in vigore, una normativa apprezzabile. Adesso dare la parola all'amico Gabriele Fava, che condivide con me l'esperienza in Consiglio di Presidenza e che però è anche presidente dell'Osservatorio sulle risorse pubbliche della Corte dei Conti, e che quindi in questo secondo ruolo, direi, ci può in qualche modo riportare a uno dei temi di sottofondo di questo incontro, cioè l'impiego delle risorse pubbliche in un momento così particolare come quello del PNRR. Grazie, Gabriele. Grazie a te, un ringraziamento, un saluto va a tutti i partecipanti, agli organizzatori e ai padroni di casa, quindi grazie a tutti. Sui contenuti dell'incontro non entro perché sono stati ampiamente sviluppati con grande dovizia di particolari e professionalità, quindi sorvolo sull'articolato sistema di controlli e alla luce del confronto costruttivo che è avvenuto, sorvolo, rimandando un secondo momento, anche sulla probabile necessità di un miglior coordinamento, metodologia e programmazione degli stessi controlli, che forse potrebbe portare addirittura a una riflessione su un eventuale codice dei controlli, quindi temi che rimanderemo a successivi incontri. Come ha anticipato il vicepresidente Marini, mi piacerebbe dedicare questi pochi minuti a una novità neonata relativa proprio all'osservatorio all'interno della Corte dei Conti, che sarà di aiuto e di valorizzazione dello stesso istituto della Corte dei Conti. In tal senso, il momento epidemiologico che ha interessato e continua a interessare l'Italia e l'intero pianeta sul piano sanitario, economico e sociale ha modificato repentinamente e in maniera drammatica la vita di tutti i giorni, cambiando le esigenze e le aspettative economiche del nostro Paese, tanto da rendere necessaria ripensare ad una nozione di finanza pubblica. In questo contesto, e al fine di una più razionale e efficace impiego delle risorse pubbliche, assume un ruolo di fondamentale importanza controllare, monitorare e comprendere le dinamiche della spesa pubblica italiana e l'impiego delle risorse che il sistema Paese può mettere in campo. A questo fine, la Corte dei Conti è, come sappiamo, l'istituto istituzionalmente preposto, secondo la nostra Carta Costituzionale, al controllo della spesa pubblica, organo di garanzia e legalità e del buon andamento e di tutela degli equilibri di finanza. Da questa investitura deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse della Corte dei Conti. Ebbene, proprio l'importanza e la centralità della Corte hanno suggerito, recentissimamente, di creare un organismo di studio, di ricerca, di monitoraggio della spesa pubblica e delle risorse pubbliche in generale, cioè l'Osservatorio delle risorse pubbliche, al quale mi è stato affidato l'incarico di presiederlo con grande onore. Per espressa previsione, questo è importante sottolinearlo, della delibera istitutiva del Consiglio di Presidenza, l'Osservatorio svolge la sua funzione in collegamento con analoghi organismi di ricerca internazionale o istituti all'interno della UE, così da assumere opportune iniziative per favorire la conoscenza delle problematiche inerenti alla spesa pubblica dell'Italia nell'ambito della UE. L'Osservatorio svolge altresì una importante funzione di supporto scientifico alle strutture centrali e regionali della Corte dei Conti. Inoltre, limitatamente naturalmente alle finalità di ricerca scientifica sulla spesa pubblica e sulle risorse pubbliche, potrà anche organizzare e promuovere conferenze, convegni e altre iniziative culturali. Una sinergia e un lavoro di squadra in grado di coordinare le diverse competenze e dirigerle verso il conseguimento di uno stesso fine,
un risultato comune che sarà quello di un significativo potenziamento dello studio, della ricerca, del monitoraggio della spesa pubblica e delle risorse pubbliche, ma anche più in generale della contabilità pubblica, avverrà proprio di concerto alla rivista della Corte dei Conti e alla scuola di formazione. E per la realizzazione di questo ambizioso progetto è quindi indispensabile mettere in campo ogni sforzo, sia da parte della rivista che della scuola, che da parte dell'osservatorio. Da un lato la rivista come strumento di studio, di approfondimento e di divulgazione scientifica, dall'altro l'osservatorio come strumento di ricerca scientifica nella materia della spesa pubblica e delle risorse pubbliche in generale, con l'obiettivo comune di supportare in maniera completa gli uffici della Corte e non solo, che svolgono la loro attività nell'ambito della spesa e della finanza pubblica per una giusta allocazione delle risorse economiche, soprattutto, e questo lo sottolineo, in questo momento in cui il nostro Paese si trova alle prese con l'esigenza di una corretta gestione delle ingenti risorse che arriveranno dal PNRR. Sicuramente quello esposto e auspicato è un progetto ambizioso, ma a mio modo di vedere credo che l'entusiasmo, la passione, la competenza, professionalità e managerialità di chi è chiamato a operare nell'ambito della struttura potrà sicuramente fare in modo che quello descritto non resti solo un sogno, ma possa invece realizzarsi e concretizzarsi anche in tempi brevi. Potrebbe essere davvero il modo e l'occasione di far conoscere a tutti gli studiosi, tutti gli operatori del settore, alla classe dirigente e soprattutto ai cittadini e all'opinione pubblica le importanti e fondamentali funzioni che la Costituzione affida alla Corte dei Conti, a tutela della sana e corretta gestione delle pubbliche risorse, della corretta gestione finanziaria, del buon andamento delle amministrazioni e degli enti pubblici e dell'equilibrio dei conti pubblici. E potrebbe essere anche il modo e l'occasione per un confronto di idee con il mondo accademico, per l'approfondimento di tematiche di interesse e per interfacciare la Corte e i suoi magistrati con le università, le istituzioni e con i cittadini, rifuggendo da quell'atteggiamento di autoreferenzialità e di interlocuzione domestica in cui la Corte ha assai spesso sofferto. Concludendo, in definitiva, ferme restando le funzioni istituzionali della Corte dei Conti, nell'ottica sopra delineata, l'Osservatorio per le risorse pubbliche ha tutte le potenzialità per realizzare, in sinergia con gli altri uffici, quali la Scuola di Alta Formazione e la Rivista della Corte dei Conti, un polo di eccellenza per la formazione e la cultura giuridica del Paese e un motore culturale. Un vero e proprio, direi, laboratorio di idee per il controllo e il monitoraggio della spesa e della finanza pubblica. Obiettivi certamente ambiziosi, ma che al tempo stesso sarà sicuramente possibile conseguire grazie al dinamismo, alla professionalità, alla passione e all'entusiasmo delle tante professionalità presenti in Corte. Grazie. Grazie al collega Gabriele Fava. La rilevanza dello studio e dell'approfondimento della cultura contabile è indubbia ed è già appunto stata sottolineata e lo ringraziamo di avercelo nuovamente rappresentato. Diciamo che su questo la Corte quotidianamente fa il suo con diversi strumenti di cui ha a disposizione, appunto la rivista, la scuola di alta formazione, appunto l'osservatorio e anche con le iniziative convegnistiche come quella odierna. E devo dire che anche forse l'università dovrebbe fare il proprio, mentre sono poche e insufficienti gli insegnamenti universitari nei corsi di giurisprudenza sulla giustizia contabile. Su questo secondo me le università dovrebbero investire molto di più. Capisco che la materia è tecnica e specialistica, diciamo è particolare, quindi non è nemmeno facile trovare docenti, ma in verità è una materia fondamentale non soltanto per chi si forma in giurisprudenza, ma in generale per assicurare il benessere collettivo. E quindi mi auguro che gli atenei
prestino maggiore attenzione. Il mio, e mi fa piacere, lo ha fatto. E adesso cederei invece la parola al Presidente Petronio, che è Presidente del preposto al referto della sezione dell'autonomia della Corte dei Conti, e quindi nessuno meglio di noi può rappresentare il punto di vista della Corte su questo tema. Grazie. È acceso questo? Prova? Sì, ok. Ringrazio per la parola e per l'invito a questo seminario che ho trovato di grande attualità e interesse, perché ha messo in evidenza dei temi di assoluto rilievo sia istituzionale in genere, ma specie sul fronte delle nostre attività, e facendo emergere anche, come dire, dei momenti di non condivisione, ma è importante proprio avere questo scambio di idee, e questa è una sede che ho trovato davvero opportuna ed interessante. Io ho preparato un intervento che riguarda i controlli introdotti dal decreto legge 174, del quale si è parlato più volte, però focalizzato in particolare sulle esigenze di coordinamento che si devono accompagnare allo svolgimento di questi controlli. Seguirò un mio scritto e se fosse eccessivo poi mi richiamate. Allora, il percorso attraverso il quale la Corte dei Conti si è accreditata quale organo di controllo delle autonomie territoriali prende le mosse dalla legge 20 del 1994, che ha operato un'ampia riforma dei controlli sotto diversi aspetti, e si è passati in sostanza da un modello incentrato su un controllo preventivo di legittimità sugli atti riservato allo Stato persona a un sistema più articolato di controlli sulla gestione di tutte le pubbliche amministrazioni. Il complesso delle autonomie territoriali è stato ricondotto in tal modo nell'ambito degli enti sottoposti a controllo, anche se questo sviluppo non si allineava al disegno costituzionale vigente all'epoca, perché i controlli esterni erano riservati allo Stato centrale, mentre la Costituzione prevedeva altri organi per il controllo sulle autonomie. E quindi la questione dell'estensione agli enti territoriali della sottoposizione ai controlli della Corte già all'epoca ha suscitato, come dire, dei dubbi di costituzionalità e quindi interventi della Corte Costituzionale, che poi questi risalenti rispetto a quelli evocati in queste occasioni. Però mi piace richiamare la sentenza 29 del 95, che in un quadro costituzionale ancora non interessato dalla riforma del 2001, però ha segnato un punto di interesse molto importante, perché ha composto con ponderazione gli equilibri tra la funzione del controllo e il rispetto delle prerogative di autonomia, e sostanzialmente ammettendo l'introduzione di controlli ulteriori rispetto a quelli tracciati nella Costituzione. E quindi la Corte, quale organo minuto di indipendenza costituzionalmente garantita e che ha il compito di presidiare il rispetto delle regole che rappresentano obiettivi comuni per tutti i livelli di governo, non poteva svolgere un'azione così incisiva come poi è avvenuto negli anni più recenti, e doveva lasciare l'adozione dei rimedi alla decisione degli organi controllati. È evidente che la situazione del momento era diversa da quella che poi si è andata a generare successivamente con un aggiustamento della giurisprudenza costituzionale, e comunque, specialmente a seguito della riforma del 2001. E quindi il controllo esterno doveva necessariamente essere circoscritto ad alcuni ambiti non rimessi a quegli organi che all'epoca erano ancora operanti. E questa ragione ha portato ad elaborare la nozione del controllo collaborativo, nella considerazione che si dovesse trattare di un controllo dal quale non potevano derivare conseguenze dirette invasive, ma solo segnalazioni da rimettere alle azioni correttive attivate dagli stessi enti controllati. In linea generale si tratta di un modello di controllo di ampia diffusione
che ha esito nella rilevazione di elementi critici o anche di irregolarità, segnalandole all'ente controllato, la cui efficacia trova supporto nell'attività di soggetti diversi dal controllore stesso. Lo scenario così descritto ha trovato una successiva evoluzione a seguito della riforma costituzionale del 2001 e poi della legge 131. Queste innovazioni sul piano costituzionale hanno portato alla nuova interpretazione dell'articolo 100, che accredita pienamente l'estensione dell'ambito del controllo della Corte agli enti territoriali. E veniamo adesso al 174 del 2012. Questo è un percorso che serve a capire un'evoluzione storica che poi vede proprio un momento di svolta con il decreto 174. Il decreto 174 porta modifiche normative che rafforzano gli effetti del controllo ed estendono alle regioni taluni moduli di controllo che in precedenza erano riservati agli enti locali e prevedono anche misure che, discostandosi dal precedente schema, realizzano interventi di maggiore coercibilità. Per le regioni in particolare vengono previste la verifica sulla copertura delle leggi di spesa, la verifica del rendiconto, prima riservata alle regioni statuto speciale, la relazione sul sistema dei controlli interni, le linee guida sul bilancio di previsione e sul rendiconto, sul modello di quello già utilizzato per gli enti locali. Oltre a tali funzioni restano di perdurante rilevanza quella di referto sulla gestione della regione, già introdotta dalla legge 20, e il referto generale sulla finanza regionale assegnato alla sezione delle autonomie. Quindi queste modifiche hanno ampliato i controlli della Corte sulle regioni e in parte si sono discostate dal modello cosiddetto collaborativo, nell'idea che la situazione finanziaria critica innescata dalla crisi del 2008 richiedesse controlli in grado di sortire risultati immediati per la salvaguardia degli equilibri finanziari. Il sistema di controllo che veniva introdotto ha richiesto un grande sforzo da parte delle sezioni regionali per dare attuazione alla nuova normativa. Sono state attivate nuove linee di attività secondo degli schemi che però dovevano seguire dei percorsi coerenti nella valutazione delle casistiche sottoposte a controllo. E quindi questo nuovo quadro dei controlli ha reso evidente la necessità che venissero poste linee di indirizzo comuni per evitare che si potessero generare contrasti interpretativi nel territorio, e la stessa norma 174 prevedeva espressamente in alcuni casi la emanazione di linee guida da parte della sezione delle autonomie. L'attività di indirizzo della sezione. Quindi la sezione delle autonomie, sin dalla prima applicazione del 174, è intervenuta emanando una serie di linee guida. Le nuove funzioni che riguardavano la finanza regionale hanno diversi campi di applicazioni e qui prendiamo in esame particolarmente quelli relativi ai controlli di tipo finanziario. Sotto questo profilo le novità più interessanti riguardano da un lato l'introduzione dell'istituto della parificazione del rendiconto regionale e dall'altro le verifiche sul bilancio di previsione e sul rendiconto strutturate sul modello in uso presso gli enti locali. A tale riguardo è utile ricordare che a supporto dei controlli finanziari effettuati dalla Corte dei Conti era stata prevista l'istituzione presso le regioni del Collegio dei Revisori dei Conti. Le prime linee guida hanno riguardato da un lato le parifiche regionali e dall'altro le verifiche sui bilanci e rendiconto seguendo il modello degli enti locali. Le prime indicazioni per le parifiche regionali sono intervenute con la deliberazione numero 9 del 2013, rilevando il carattere di novità che presenta l'applicazione dell'istituto per le regioni a statuto ordinario, trattandosi di una tipologia di controllo già applicata nella maggior parte delle regioni ad autonomia differenziata. Il legislatore del 2012 ha rafforzato la sinergia tra la Corte dei Conti, organo terzo e neutrale, e il Collegio dei Revisori presso gli enti territoriali per il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi. Infatti viene utilizzato lo schema di controllo di legittimità, regolarità o controllo finanziario che si avvale del Collegio dei Revisori dei Conti destinatari delle linee guida deliberate dalle sezioni delle autonomie.
La verifica del rendiconto regionale appartiene alla categoria del controllo di legittimità e regolarità e la Corte dei Conti svolge un controllo esterno rigorosamente neutrale e disinteressato volto a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposta e preordinato alla tutela del diritto oggettivo che si differenzia nettamente dai controlli amministrativi. L'espresso riferimento alle norme sulla parifica statale connota il profilo contenutistico dell'attività di parifica sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente tenute o controllate dalla Corte. Inoltre, l'attività di parifica viene contestualizzata con una relazione sul rendiconto. La resa del conto ha lo scopo principale di consentire il controllo politico che il potere legislativo deve esercitare sulla gestione delle pubbliche risorse. Pertanto, l'attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in un rapporto di ausiliarietà nei confronti delle assemblee legislative ed è dunque teologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto. La parificazione evoca il raffronto tra i risultati del rendiconto con le leggi di bilancio e le scritture tenute o controllate dalla Corte. Nelle linee guida viene quindi considerata l'esigenza di favorire procedure sistematiche omogenee per i controlli finanziari che hanno esito nella parificazione, in quanto si riferiscono a schemi contabili analoghi e danno conto del rispetto di regole contabili e limiti di finanza pubblica che hanno la stessa fonte normativa. Per le attività istruttorie finalizzate al giudizio di parificazione può essere anche utilizzata una stima di attendibilità dell'affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico. I controlli tendono a verificare la concordanza dei dati di rendiconto sia per l'entrata che per la spesa con quelli della programmazione di bilancio, anche avvalendosi delle scritture di servizio della Ragioneria. Le linee guida non si sono potute spingere a delineare l'intero procedimento, in quanto l'attività di controllo nella fase conclusiva viene espletata con le formalità della giurisdizione contenziosa e con l'intervento del pubblico ministero. Questa locuzione, formalità, dovrebbe fare chiaramente intendere che manca la sostanza del giudizio e ne viene assunta solo la forma. Manca una controversia in senso tecnico, in quanto le strutture del controllo sono allo stesso tempo titolari dell'istruttoria e della funzione decisoria. Non a caso il Codice di Giustizia Contabile non contempla norme sul giudizio di parifica. Pur dovendosi escludere la natura giurisdizionale della decisione di parifica, è stata riconosciuta l'analogia con il procedimento giurisdizionale ai soli fini della legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale. È stata inoltre ammessa la sindacabilità della decisione di parifica dinanzi alle sezioni regionali giurisdizionali in speciale composizione, in quanto si è ritenuto necessario accordare la garanzia della tutela delle situazioni giuridiche soggettive eventualmente lese dall'esercizio della funzione di controllo. Sul punto, la giurisprudenza delle sezioni in speciale composizione, che ha trovato poi conferma nel Codice di Giustizia Contabile, ha comportato un'ampia estensione delle casistiche che non sono più riferibili a un elenco tassativo, ma una gamma aperta. Con la sentenza 27/2014, le sezioni riunite in speciale composizione hanno affermato che sussiste l'interesse ad agire fino a che la parifica non diventa legge. Tuttavia, di recente tale impostazione è stata abbandonata con riferimento ad un'impugnativa della Procura regionale per la Regione Siciliana avverso la decisione di parifica in cui il giudizio è proseguito ancorché fosse intervenuta l'approvazione con legge del rendiconto. Salterei la parte sulle linee guida di bilancio e rendiconto e farei un cenno rapido alla funzione nomofilattica, sempre nell'ottica di trattare degli indirizzi di coordinamento che devono presiedere a queste attività di controllo finanziario, perché i parametri sono omogenei nel territorio e quindi più che mai non si può arrivare a decisioni che
a fronte di stessi eventi e di stessa normativa invece prendono delle strade divergenti. Quindi la funzione nomofilattica è stata introdotta dalla legge La Loggia ed assegnata alle sezioni regionali di controllo e successivamente, proprio perché si assisteva a una frammentazione, dispersione di indirizzi, una norma successiva ha previsto questa funzione cosiddetta nomofilattica del controllo, dapprima assegnata alle sezioni riunite di controllo e successivamente assegnata alla sezione delle autonomie. E quindi la sezione autonomie svolge una funzione uniformatrice che completa la funzione di indirizzo e coordinamento delle sezioni regionali, che avviene attraverso l'emanazione delle linee guida. Quindi fa un po' corpo con le linee guida, perché da un lato sezione delle autonomie dà questi indirizzi ai revisori, ma che poi diventano indirizzi alle stesse amministrazioni, ma anche alle sezioni regionali. E poi il cerchio si chiude con la funzione cosiddetta nomofilattica uniformatrice. Infatti non sarebbe funzionale da un lato assegnare indirizzi di controllo in tema di finanza regionale e locale e dall'altro ammettere che tali indirizzi possano venire dispersi nell'esercizio della funzione consultiva. E quindi il sistema tuttavia contiene un punto di possibile antinomia, in quanto l'articolo 11 del Codice di Giustizia Contabile rende impugnabili in sostanza tutte le pronunce delle sezioni regionali di controllo e il giudizio è rimesso alle sezioni riunite in speciale composizione. È evidente che in tal sede non possono essere emessi indirizzi a carattere generale, ma solo esaminato il caso singolo oggetto del ricorso. Tuttavia non si può escludere che questo possa comportare l'interpretazione di questioni generali che sono state già oggetto di linee guida oppure a seguito della pronuncia vincolante dovuta all'indirizzo nomofilattico. In questo caso si può creare un contrasto. Nel caso in cui sia intervenuta la sezione delle autonomie e la sezione regionale di controllo si sia conformata al principio, l'impugnazione della pronuncia potrebbe rimettere in discussione anche lo stesso principio pronunciato. In questo caso non è possibile però che dalla sentenza possano sortire effetti che vadano oltre il caso singolo esaminato, in quanto ben diversa è la prospettiva che guida l'organo giudicante, che non è quella del coordinamento dell'attività di controllo, ma è quella di decidere un caso singolo in cui un soggetto ricorrente ritiene una decisione di controllo lesiva di sue prerogative. Accenno solo che è in corso presso la sezione delle autonomie un progetto denominato Centrale Pareri che tende proprio a prevenire questi contrasti e quantomeno a ridurre nel tempo le situazioni di contrasto che si possono verificare, intercettando prima tutte le richieste pendenti. Io mi fermo qui, non proseguo, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Presidente. Toccato proprio nell'ultima parte della interessantissima relazione il tema della funzione nomofilattica, che poi e quindi del coordinamento delle sezioni regionali di controllo, che è poi uno dei temi che è stato rappresentato anche dal Presidente Ciambetti, seppure in relazione alla parifica. Dulcis in fundo darei la parola al Presidente Buscema, che in quanto giudice costituzionale sicuramente ci potrà dire meglio di altri come si possono raggiungere questi complessi equilibri, visto che la Corte in fondo ha fatto del bilanciamento uno dei parametri più utilizzati nella propria giurisprudenza. Grazie Angelo. Innanzitutto grazie per l'invito, ci tenevo particolarmente a essere qui presente oggi e saluto veramente con grande simpatia e con grande stima il Presidente Ciambetti. Lui ha ricordato la mia presenza qui nel territorio veneto da diversi anni, così quindi l'attenzione che ho sempre riservato ai temi delle autonomie.
E quindi 2 anni fa, quando ero Presidente della Corte dei Conti, mi ricordo in questa occasione ho partecipato a questa sessione e in quell'occasione è stata sollevata l'esigenza di un dialogo importante, un confronto tra istituzioni e in quell'occasione come Presidente della Corte avevo detto apertura al dialogo, la Corte è pronta a confrontarsi. Il Presidente Carlino ha raccolto molto più efficacemente di me questo invito e quindi l'occasione di incontro di oggi è un'occasione importante. Io qui in realtà volevo venire per ascoltare, è così che ho fatto. Ho ascoltato con molto interesse soprattutto il metodo del confronto. Il confronto e poi l'esigenza di una sinergia tra istituzioni per giungere alla soluzione nell'interesse comune. Non ci sono interessi diversi, l'interesse è un interesse comune. Quindi soprattutto per cercare di evitare le conflittualità. E devo dire la verità, io dopo un anno di Corte Costituzionale posso dire che poi le impugnative che da parte delle sezioni regionali sono state limitate. Io ho qua l'elenco, insomma, sono stati dei casi veramente, a parte alcune situazioni particolari, faccio riferimento per tutta l'Abruzzo e la Campania, per il resto sono state sporadiche. Quindi vorrei dire che poi non c'è questa grande diffusità, cioè, di problemi. Esistono delle patologie specifiche di bilancio sulle quali le sezioni regionali hanno ritenuto di investire la Corte. Quindi non generalizzerei, farei dimensionerei esattamente a quello che è la situazione specifica. Consentitemi però una piccola digressione, perché il Presidente Armao è andato, il Segretario Generale Armao è per me una persona di riferimento che stimo moltissimo, tra l'altro mi ricorda l'esperienza in Sicilia, perché io, e qui vorrei ricordare la Presidente Savagnone, che è stata Presidente della sezione della Corte dei Conti in Sicilia, con l'ultima parifica è stata svolta da lei. Quindi anche perché mi ricorda l'esperienza in Sicilia, l'esperienza di una realtà sulla quale la complessità dei problemi, io ho avuto modo di confrontarmi nell'occasione e so che anche la Presidente Savagnone se ne era occupata e so benissimo che ancora oggi i problemi sono problemi aperti. Ma io ritengo che sia importante dare testimonianza soprattutto della complessità. Oggi, se fosse semplice, non saremmo qua. Cioè abbiamo una complessità di equilibrio del sistema dell'autonomia, è un sistema complesso sullo quale esistono delle posizioni che vanno salvaguardate. Prima di tutto l'interesse della collettività, dei cittadini, l'interesse dei diritti inviolabili. Ieri nell'apertura il Presidente Carlino ha ricordato l'esigenza dei diritti inviolabili, la tutela costituzionale dei diritti inviolabili, sulle quali le risorse devono essere destinate. Questa è la priorità. La priorità è destinare le risorse agli interessi, soprattutto per tutela di quegli interessi adespoti, interessi che non trovano altro tipo di tutela. In questo senso credo che lo sforzo che si è fatto attraverso le parifiche nel corso degli anni sono giunte esattamente a coprire, faccio riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale in questi anni, per coprire esattamente, tutelare questi profili. Soprattutto io non mi addentro nel tema natura, ma non è, questo è un problema di definizione. Alla collettività non interessa questo, interessa soprattutto avere delle risposte, da parte delle istituzioni, avere delle risposte alle esigenze che i cittadini attendono. Quindi in questo senso lascerei questa dissertazione ad altro, ma io dico, nei fatti le pronunce parlano di una sostanziale giurisdizione, ma questa è una constatazione, non è una mia affermazione, è una constatazione di quello che è oggi il pronunciamento. Così come è importante capire che siamo in un sistema di controllo della Corte, anche i controlli della Corte in questi giorni sono stati affermati come un sistema di controlli di vario tipo. Allora, che dire? Abbiamo scoperto che dal 1934 non è stato approntato un regolamento di procedura per la parifica. Fino a quando era per lo Stato, nessuno ha sollevato il problema. Nessuno. Ma perché? Perché
Perché per lo Stato il problema non si era mai posto, non si è mai posto un problema di trovarsi di fronte, ma perché il ragioniere generale dello Stato, ministro dell'economia, non interviene alla parifica e non parla a tutela delle sue motivazioni? Questo problema non si è mai posto. Si è posto nel momento stesso in cui questo sistema si è trasposto nei confronti delle regioni, perché sono più vicine alle collettività e quindi sentono maggiormente quasi il peso di dover essere rappresentative degli interessi della collettività. Quindi questo problema si è posto in termini di esigenza di un intervento per disciplinare questa procedura. Certo, il principio del contraddittorio, il Presidente Carlino lo sa, che questo è un tema sul quale si è cercato a lungo una soluzione interna. Come fare, come gestire Allora, per realizzare questo, probabilmente, certo, un intervento normativo, un intervento condiviso, cioè non si tratta di imporre un sistema, si tratta di condividere un meccanismo che sia utile per consentire a tutti di poter dare il proprio contributo. Certo, io ho preso un'iniziativa come Presidente della Corte che auguro all'amico Guido Carlino di poter proseguire. Ho cercato di presiedere le diverse parifiche regionali. E lì ho capito esattamente il problema. Esistono delle diversità nei territori, esistono delle sensibilità diverse, non soltanto da parte dei magistrati della Corte, ma anche nei confronti di quelle che sono le istituzioni, esigenze particolari, attenzioni e sensibilità diverse. E quindi il tentativo di dare una forma uniforme, omogenea delle parifiche è un'esigenza che ci siamo posti come Corte, ma che chiaramente è un problema aperto, un problema sul quale evidentemente bisogna trovare delle soluzioni. Ma io vedo che le parifiche sono soprattutto il momento conclusivo di un sistema di controllo. Non si diceva sempre, quando io ho studiato le parifiche, si diceva sempre, ma guardate che la parifica è il momento finale, complessivo. Noi come sezione seguiamo costantemente il lavoro ma non lo seguiamo nel senso che siamo vicini alle esigenze degli uffici regionali e ci confrontiamo sistematicamente. Quando si arriva alla parifica, e poi questi casi che ho detto così sporadici, fanno capire che il momento conclusivo è il momento nel quale si dà contezza e a volte in sede di parifica viene data anche ringraziamento per il lavoro fatto dagli uffici regionali, così come ringraziamento degli uffici regionali nei confronti del Presidente della Regione, nei confronti della Corte, per la vicinanza. Quindi in questo senso qua è un ruolo, un'attività che viene svolta ma che poi ha un momento conclusivo. Quindi io credo che forse questo perché da ieri ho sentito sulle parifiche una attenzione, ma la parifica, al di là di tutto, è un momento conclusivo nel quale, io mi ricordo sempre il Presidente Zaia, qua a Venezia, quando arrivava a fare, l'avrei ringraziato oggi, perché ogni volta dice, noi siamo contenti che c'è la Corte, siamo contenti che c'è la parifica. Ma siamo contenti, ma perché? Perché ha raccolto quello che gli uffici gli hanno detto, cioè un'attenzione, un modo di affiancamento. Io non lo chiamo collaborazione, a me non piace la parola collaborazione in assoluto, affiancamento. Ciascuno fa il suo, ma il ruolo della Corte è un ruolo di essere vicino e il sistema dei controlli lo svolge vicino, lasciando però ciascuno il suo. Poi la codecisione no, la Corte non ha, perché sennò il travalicamento dei compiti non fa parte del ruolo che la Corte viene assegnato. Ovviamente questa legge 64/2012 è una legge che è sorta in un certo periodo di tempo, in un certo momento. Andava soggetta a una verifica, come tutte le leggi, va viste se rispondono a quello che era il momento particolare nel quale è stato fatto. Ma non dimentichiamoci, io ho detto prima l'interesse del cittadino. Quando dico il cittadino, non dico il cittadino soltanto il cittadino di oggi, il cittadino di domani.
Perché non dimentichiamoci che uno dei principi importanti che è stato posto è l'equità intergenerazionale. E allora la salvaguardia dell'equità intergenerazionale, dell'equilibrio di bilancio, a parte la tutela in Costituzione, ma è proprio un fatto di, io dico anche di sociale, trovarsi di fronte a individuare un percorso attraverso il quale le virtuosità, le scelte, che poi sono scelte del rappresentante della collettività, sono scelte che comunque vanno cercare di salvaguardare. E poi non dimentichiamoci che il bilancio è un bene pubblico, ma non è un bene pubblico soltanto per noi, è un bene pubblico anche a livello europeo, perché noi abbiamo da salvaguardare anche una posizione nei confronti dell'Europa. Quindi è chiaro che sono una serie di responsabilità che chiaramente vanno a coniugarsi poi il momento stesso, il conclusivo, che è il momento dell'analisi. E certamente il ruolo che svolge la Corte, il ruolo dei conti, il ruolo della Corte Costituzionale è un ruolo di... Noi siamo lì, ma non interviene, la Corte non interviene, interviene nel caso che vi siano delle problematiche. Chi è più contento della Corte Costituzionale che i problemi vengano risolti prima? Sicuramente è meglio che i problemi vengano risolti prima, che si risolvano le questioni. Ovviamente il ruolo della Corte è un ruolo di riferimento, ma per la salvaguardia a livello di principio generale, il principio dell'equilibrio. Tanti argomenti sono stati fatti, ovviamente quello del dottor Mao io non mi pronuncio perché ovviamente la questione sarà, quando sarà fatta la valuteremo nella sede competente. Adesso volevo tanto finire però con sarà sollevato il problema della semplificazione delle procedure, delle norme. Allora, qui bisogna mettersi forse anche un po' d'accordo. Quando si parla di semplificazione delle procedure, delle norme, vogliamo salvaguardare chi opera, non lo vogliamo criminalizzare. Vogliamo semplificare le norme, vuol dire che quando le norme sono scritte anche in maniera più semplice, forse il funzionario non si trova di fronte al problema di dover chiedere il parere alla Corte dei Conti o chiedere il parere, ma se le norme sono chiare, evidentemente abbiamo più facilità di snellezza delle procedure, di raggiungere a quello che è l'obiettivo, che è quello di gestire. E poi concludo veramente con un richiamo, io ci tengo particolarmente, alla materia della contabilità. Vedete, ringrazio Francesco Saverio perché mi ha ricordato la materia della contabilità. La materia della contabilità è una materia a volte anche tecnica, astrusa, però va insegnata. È un problema culturale. La contabilità è soprattutto materia che consente di capire cosa c'è dietro le procedure, a che serve il bilancio, a cosa servono tutte queste procedure, qual è la finalità. La contabilità spiega come, quindi è un diritto dei cittadini di conoscere, trasparenza dei bilanci, conoscere come si gestisce, e la contabilità è materia che, ahimè, viene insegnata in maniera sporadica. Perché dico che è importante? Perché poi quando ieri si parlava, dice, ma alla Corte dei Conti come si fa? Sì, bisogna superare la materia di contabilità. La contabilità. Allora, la contabilità è soprattutto materia, è materia che va insegnata, ma va soprattutto trovare il modo di diffondere il tema della contabilità. È in aiuto sia per chi vuole accedere alla misura contabile, ma anche a chi lavora nell'ambito degli uffici delle amministrazioni. Quindi anche in questo senso credo che forse uno sforzo, e questa è l'occasione anche perché questa materia debba essere diffusa, e se la contabilità si conosce poi non è quel mostro tecnico, per cui dice adesso però quel famoso che ha detto, e concludo la battuta di Linus, che c'è quella nuvoletta, dice quando qualcuno di noi ha una bella idea c'è qualcuno che parla del bilancio, alla fine la cosa non si può fare. Allora capire che forse siamo noi a dover fare uno sforzo per cercare di comprendere che un interesse comune, soprattutto interesse alla trasparenza, è di interesse di tutti. Grazie.
Grazie al Presidente Buscema che appunto con la sua lungimiranza e concretezza ha sdrammatizzato alcuni temi teorici che sono venuti all'attenzione di questo incontro, in particolare il tema della qualificazione della parifica e anche il tema della possibilità in quella sede per le sezioni regionali di controllo di sollevare questioni di legittimità costituzionale, perché a valle di quelle sentenze che avevano ammesso questa possibilità, molti avevano sottolineato il pericolo di una trasformazione della Corte dei Conti in fondo in una sorta di procuratore generale presso la Corte Costituzionale. I numeri che ci ricordava il Presidente Buscema dimostrano il contrario, cioè che sono comunque ipotesi abbastanza sporadiche. E poi il Presidente Buscema ha anche introdotto ulteriori due temi che in fondo non sono stati al centro del dibattito odierno, cioè quello dell'equità intergenerazionale, che in fondo la tutela del bilancio vuole tutelare, e i vincoli aerounitari, che sono comunque da sfondo a tutto l'intervento sul PNRR. Di tutti questi temi, non soltanto dell'ultimo intervento, ma di tutte e due le giornate, chiediamo un intervento conclusivo invece al Presidente Carlo Chiappinelli, che è Presidente della sezione centrale di controllo sulla gestione dell'amministrazione dello Stato, anche se in via di trasformazione di funzione. Grazie. Esatto. Grazie, io ringrazio il Professor Marini per la parola, ringrazio naturalmente gli organizzatori del convegno, la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, in particolare il presidente Ciambetti, che ci ospita in questa splendida cornice di studio, di riflessione di una città, di una regione così ricche di tradizioni e nello stesso tempo anche proiettate verso il futuro. E ringrazio naturalmente anche il comitato scientifico che mi ha designato per questo compito. Devo dire la verità, non facilissimo, perché è stato molto interessante per me ascoltare tutti gli interventi, quelli delle giornate di ieri, quelle delle tavole rotonda di oggi, in particolare le ultime conclusioni, e non nascondono qualche difficoltà, dopo gli interventi autorevoli che mi hanno preceduti. Mi riferisco anche a quelli del Presidente Angelo Buscema, che ha dato anche dei punti di arrivo, delle notazioni sui temi della contabilità da un lato, ma anche quelli dell'equità intergenerazionale, che sottende tutta una ricca giurisprudenza della Corte Costituzionale, che proprio in questi ultimi anni ha dato rilevanza a questo tipo importante di collegamento di responsabilità del bilancio, visto anche in una visione, in una prospettiva diacronica. Quindi non nascondo le difficoltà e nello stesso tempo provo a ricucire. Non vorrei evitare assolutamente il rischio di ripetere un po' il percorso di un seminario che è così ricco di stimoli che probabilmente ne richiederebbe, qui ci affidiamo davvero alla cortesia e all'ospitalità, forse non solo un terzo incontro, ma qualche incontro maggiore. Ma provo proprio per flash, anche data l'ora, a riassumere quelli che sono stati gli appunti degli appunti, per provare appunto a trovare un fil rouge, un filo conduttore in questa pure diversità che a mio modo di vedere è anche ricchezza. È vero, ci sono stati diversi approcci, ma direi questa è la ricchezza di questo tipo di incontri, che vede un confronto tra magistratura contabile, parlamenti regionali che si trovano proprio in un momento di snodo dei territori, più di vicinanza nello stesso tempo alla cittadinanza, ma anche di rapporto e di interlocuzione con il sistema nazionale e, se mi è consentito dire, con qualche battuta finale anche con quello europeo, che poi acquisisce sempre maggiore rilevanza. E quindi proverei proprio a svolgere qualche considerazione molto rapidamente sulla base degli interventi che mi hanno preceduto oggi in particolare, ma direi anche ieri, che sono stati riassunti dai colleghi, un po' delle possibili linee di avvicinamento e soprattutto di condivisione di principi fondamentali che potrebbero venire fuori proprio da questo dialogo. Direi, ed è emblematico il titolo ben scelto del seminario, Controlli della Corte dei Conti e i complessi equilibri del sistema delle autonomie. Per due parole, quella di equilibrio, che era stata ripresa
molto dal professor Marini e in cui io mi ci ritrovo pienamente, perché credo che sia un po' una delle chiavi di volta di ritrovare un po' il filo conduttore, un po' i paletti in questa complessa serie e mosaico di disposizioni normative, magari è stato ben detto, succedutesi anche in relazione a risposte dell'ordinamento, però è necessario trovare un po' i fondamentali, come anche in ogni attività, i principi, e questo dell'equilibrio penso che sia importante, un importante keyword, un'importante chiave di lettura, non solo per l'equilibrio di bilancio, che è pure il tema fondamentale, ma anche proprio per l'equilibrio tra procedure e parametri. E allora provo proprio in questa riflessione che sottopongo all'attenzione di un uditorio così qualificato, questo diciamo di spostare un pochino l'asse proprio in relazione a quanto è emerso in queste giornate dal confronto, dal dialogo diciamo tra conformazione e collaborazione, che è arrivato addirittura, io ho inserito una terza C di un intervento di stamani, anche addirittura a coamministrazione, che mi lascia davvero un po' perplesso. Ma io proverei invece a superare un po', proprio basandomi sull'articolazione degli interventi, un po' questa riflessione pure importante tra collaborazione e conformazione. Proverei a fare una velocissima riflessione su quello che sta a monte, e su quali molti interventi hanno come dire, posto l'accento, forse occorrerebbe un po' tirare le fila anche in vista di un prossimo approfondimento, che sono quello dei parametri e degli effetti. A me è sembrato qui, anche chiamo a quello che ci ha accennato, sia pure diciamo rapidamente dalla sua veste di coordinatore il professor Marini, ma forse ci ha invitato, e anche il professor Riposecchi, a una riflessione su quelli che sono i parametri da un lato di legalità finanziaria e parametri di efficienza. Ora, aver chiaro questa chiave di lettura credo che ci aiuta a capire molto la ratio delle diverse tipologie di controlli. Forse ne sono tanti, l'intervento di ieri sono stati enumerati il complesso numero dei controlli, però andando un po' alla radice, io troverei questa ulteriore chiave di lettura, questo keyword tra parametri ed effetti, che ci aiuta forse a capire l'efficienza e la legalità, che corrispondono alla base di tipologie di controlli che hanno comunque una loro ratio e una loro finalità, soprattutto, come ci ricordava il Presidente Buscema, finalità per l'ordinamento. Cioè non sono parametri che ci siamo inventati come magistratura contabile o l'Accademia, ma sono parametri che rispondono a due esigenze fondamentali, quello della legalità finanziaria, ed è una legalità che nasce anche diciamo appunto proprio non solo da una ricca tradizione del nostro ordinamento, ma in stretta interrelazione con i parametri europei. È stato fatto da più angolazioni riferimento alla Costituzione fiscale europea, è stato fatto riferimento alla legge di riforma diciamo del pareggio in bilancio, degli equilibri di bilancio, che mi è consentito fare proprio un velocissimo riferimento, come ha ben sottolineato la Corte Costituzionale, non riguarda soltanto l'articolo 81, ma anche l'articolo 97, quindi richiede questo rapporto diciamo esteso a tutte le amministrazioni e quindi questo affiancamento al buon andamento, quindi all'efficienza, con il rispetto agli equilibri di bilancio e della sostenibilità. Quindi mi sembra che diciamo, il parametro dell'efficienza non vada contro il parametro della legalità e della legalità finanziaria, quindi le funzioni che sono preordinate nel nostro ordinamento alla tutela dell'uno e dell'altro valore sono funzioni che non solo hanno una pari dignità, ma vanno come dire, salvaguardate nella loro finalità, che è quella di aiutare appunto a garantire che il sistema segua dei binari corretti e di una legalità che ecco, trascende anche il livello, come ci insegna anche la migliore dottrina della Corte Costituzionale, un pochino il solo livello nazionale. E da questo punto di vista non è certo il caso in chiusura di un così importante seminario, ma sempre attingendo agli insegnamenti della Corte Costituzionale, la riflessione sulle norme interposte. Ieri è stata fatta un'attenta analisi della copertura delle leggi, molti riferimenti, osservavo nei miei appunti, sono stati fatti giustamente all'articolo 17 della legge 196, che è legge statale, però è legge che indica dei principi generali. Allora lo sforzo forse da fare ulteriormente, avvalendoci proprio della ricchezza di strumentazioni poste dalla anche giurisprudenza sia della Corte dei Conti, in particolare anche della Corte Costituzionale, può aiutarci proprio a definire meglio quei principi della contabilità a cui si riferiva il Presidente Buscema e che potrebbero definire diciamo, appunto, il quadro, il parametro della legittimità e della legalità finanziaria, proprio a un momento di garanzia delle autonomie
oltre che della tenuta dell'intero sistema, perché appunto, come direi intelligentemente, in maniera lungimirante, ci dice il titolo di questa riflessione dei 2 giorni, qui non si tratta dei controlli della Corte su una regione, su un comune, su un ente locale, su un ente del Servizio Sanitario Nazionale, ma ci dice i complessi equilibri del sistema delle autonomie, un sistema che si arricchisce anche del raccordo con il sistema nazionale e con il sistema sovranazionale. Anche ieri in una riflessione anche riferita al controllo gestionale si è ampliata la dimensione dei territori, ecco, non è più il territorio soltanto provinciale, locale, regionale, ma è un territorio neanche nazionale, neanche sovranazionale, perché è abbracciato nell'esempio che è stato portato anche ieri, anche il territorio di altre nazioni rivierasche. In particolare si parlava di una indagine sulla gestione che riguardava la southern pollution nel mare Adriatico, di cui tra l'altro siamo anche vicini, anche in questa splendida cornice. Quindi, senza soffermarmi ulteriormente, anche data l'ora, io credo che sia importante individuare questa duplicità di valori sottesi e convergenti che sono il rispetto della legalità finanziaria, che è a garanzia del sistema. Anche ieri è stato richiamato in alcuni interventi, anche stamattina, la terzietà, in particolare la neutralità del giudice contabile, che trova fondamento non solo nell'articolo 100 della Costituzione, ma nel pensiero di Benvenuti, di Sandulli e di altri autorevoli studiosi, che ci hanno aiutato a vedere questa garanzia anche come garanzia di equidistanza, a mio modo di vedere, dei livelli di governo e di amministrazione diversi. Sono stati richiamati, io ovviamente mi associo a una ricca giurisprudenza costituzionale che è maturata dopo la riforma del titolo V, a partire dal 2014, che in continuità con i precedenti valori ha sviluppato ulteriormente questi aspetti, ma quindi non mi dilungo sui numeri, però mi è consentito richiamare 2 pronunce del 2016, una la 184, che proprio in materia di copertura ha valorizzato da un lato i principi fondamentali, mi permetto di dire in questi termini, i livelli essenziali della copertura finanziaria sanciti dall'ordinamento nazionale, ma anche la possibilità per le regioni di dare elementi ulteriori, aggiuntivi, soprattutto in tema di programmazione delle spese e quindi di valorizzazione delle autonomie. Così come nello stesso anno, nella 188, è stata valorizzata, proprio con riguardo a una questione di incidentalità non sollevata dalla Corte ma da una regione autonoma, il valore anche probatorio delle parifiche regionali, perché sono sicuramente strumento ulteriore di conoscenza e di qualificata accertamento di poste contabili, uso questo termine, che peraltro è precisato l'accertamento, che è proprio funzionale alla trasparenza, in numerose pronunce, ma direi nello stesso sistema normativo, che è quello appunto anche di accertare gli dati contabili, cosa che è un po' ovviamente si muove in sinergia, ma su piani diversi che bisogna avere ben chiari, con il parametro invece che non è quello contabile finanziario della legalità finanziaria, ma è quello dell'efficienza, che trova proprio nel sistema della parifica una sua composizione. Io davvero non mi soffermo, dato anche il tempo, dato anche quello che ci ha detto il Presidente Buscema, però penso che proprio questo unicum della parifica, del giudizio, a cui è annessa una relazione che impegna, è vero, gli studi, credo da 100 anni e tanti, però sia anche un valore, a mio modo di vedere. Non vorrei semplificare le problematiche che anche ci possono essere, però io credo che ci sia proprio un valore, quello di tutela della legalità finanziaria, quindi del giudizio di parifica, con anche le indicazioni prospettiche migliorative, che da sempre, ecco, non è soltanto il testo unico del 94, ma come sappiamo tutti, dal 1862, come diceva il procuratore generale dell'epoca, alla prima inaugurazione solenne della Corte dei Conti del Regno d'Italia, c'era un momento in cui, come dire, si offriva la migliore contezza della spendita delle pubbliche risorse. Quindi, in questo senso, dalla continuità con un ordinamento precostituzionale che però si arricchisce nella nostra Costituzione, si valorizza, e ha trovato nel 174 anche dei punti di ulteriore validazione, così come nella giurisprudenza costituzionale che è stata richiamata stamattina. Da questo punto di vista non credo che non ci siano problemi applicativi. Ecco, non vorrei che questo salto, questo inquadramento teorico risolva di per sé d'emblée tutti i problemi. Noi abbiamo avuto anche
me lo consentirà, Presidente Pescema, uno degli ultimi incontri proprio prima del Covid a Firenze, in cui si è parlato della parifica nella capitale, proprio a segno, diciamo, anche della unificazione dei territori, e anche lì, diciamo, se chi volesse andare a vedere un po' indietro nella storia, trovo che il problema dei territori non è soltanto un problema di oggi, in una realtà ovviamente ben diversa, ma è un problema che esisteva. Il momento appunto della trasparenza dei conti, della responsabilità dei conti, è un po' sotteso al sistema della parifica. Ci sono sicuramente, questo non me lo nascondo, ma credo che ci siano tutti i presupposti, a mio sommesso avviso, ma insomma ecco, lasciamo la saggezza del Presidente Carlino, della Corte dei Conti e la possibilità di migliorare, diciamo, su due terreni che mi sembrano siano emersi, ecco, ritornando proprio a quanto si è sviluppato, diciamo, in questi 2 giorni. C'è quello del contraddittorio, che è sicuramente strumento di garanzia dell'amministrazione, ma è strumento di garanzia, se mi è consentito dire, anche del controllore, perché, diciamo, il diritto e le procedure sono sicuramente degli aspetti da valorizzare ulteriormente. Quindi credo che da questo punto di vista siano stati gettati dei semi importanti che potranno essere anche ulteriormente approfonditi anche sotto il profilo della uniformità delle pronunce, della nomofilachia, e quindi, diciamo, di trovare degli aspetti comuni. Non mi pronuncio e soffermo particolarmente su questi aspetti perché credo che siano anche un po' in divenire, ma a mio modo di vedere non intaccano, ecco, il binomio legalità-efficienza, che penso siano strumenti di garanzia del sistema. Sistema che oggi ci è stato ricordato va arricchendosi appunto ancor più in una nuova prospettiva, come nel 2012 c'è stato l'input alla tenuta dei bilanci pubblici, che è un input che tuttora permane. Abbiamo anche, sempre dal vento dell'Europa, un input con il Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, anche un impegno diverso. C'è stato segnalato, diciamo, credo anche negli interventi del Ministro Gelmini, così come il Professor Marini. Credo che da questo punto di vista però, diciamo, le chiavi di lettura ci possano proprio aiutare, se correttamente applicate, in questo percorso che vede, qui mi è consentito citare insieme anche a una frase di Giuliano Amato, di una capacità della Corte che è quella di mantenere, proprio in occasione della 174, di mantenere salde le tradizioni di garanzia e anche nello stesso tempo di avere la possibilità di aprirsi, diciamo, alle novità, e quindi di essere interprete in particolare di questo rapporto con i diversi territori che, a mio modo di vedere, rappresenta un aspetto qualificante del sistema democratico. Non lo dico io, ma il professor Marini, credo che la migliore giurisprudenza ha segnalato il rapporto tra territori e autonomie, e credo che i controlli si inseriscano proprio in questa logica, nella loro anche dinamicità, e soprattutto, come sottolineato il Presidente Carlino nella apertura di questi 2 giorni, diciamo, credo che si possa arricchire proprio del rapporto tra sezioni centrali e sezioni regionali. L'articolazione della Corte è anche questa un unicum che è al servizio del Paese e della collettività, perché si nutre, diciamo, di questo rapporto che abbiamo visto in tante occasioni, proprio perché, per dire, io ho avuto il piacere di presiedere 2 sezioni regionali, quindi mi sono sentito particolarmente coinvolto in questa, prima di presiedere, come dice la locandina, la sezione centrale del controllo sulla gestione, ma tante volte nelle nostre indagini attuali abbiamo rilevato l'esigenza di piani e programmi che vanno oltre i confini dell'amministrazione centrale, dei ministeri, delle amministrazioni, coinvolgono il mondo della realtà locali, delle realtà locali, come ci dice la locandina del lungimirante, ripeto, del convegno, del complesso sistema delle autonomie e degli enti locali. Qui è chiaro, mi consentite di salutare anche il prefetto di Venezia, con il quale abbiamo condiviso in tempi lontani, direi anche nell'amministrazione, un rapporto privilegiato con gli enti locali. Il rapporto con le regioni è un sistema complesso, quindi sicuramente i controlli come disegnati, e forse a mio sommesso avviso più che di leggi c'è un momento di, invece, forse di rilettura anche interna delle norme sulle chiavi fondamentali, e qui un ausilio ce lo può dare anche internamente. Ce l'ha spiegato il professor Fava, diciamo, il ruolo del neonato osservatorio per le risorse, che potrà come dire, contribuire a questa
chiave diciamo che ovviamente è parallela a quella istituzionale che rimane il centro, il cuore su cui ci siamo soffermati, ma che può aiutare a far capire meglio il linguaggio del bilancio, il linguaggio della contabilità pubblica e anche quella esigenza di formazione che mi sembra sia nata da diversi interventi, da quello del Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, dal Ministro, ma direi un po' da parte di tutti, una formazione che ci può aiutare in questo scambio di esperienza e non necessariamente, a mio sommesso modo di vedere, di arrivare a conclusioni necessariamente comuni, ma quelle appunto di portare una leale collaborazione che prevede al proprio interno anche degli diversità di vedute. Sono anche a mio avviso in questa tensione che nell'ordinamento si avverte tra amministrazioni, governi, controlli, che presuppone quasi fisiologicamente una diversità di vedute e presuppone anche un momento di composizione che può avere dei momenti di frizione, dei momenti interdittivi, può avere dei momenti di stimolo e di aiuto, ma l'ordinamento, a mio avviso, si tiene proprio in questa funzione rinnovata dei controlli e in questa possibilità di salvaguardare il binomio di efficienza e di legalità finanziaria sul quale prima mi sono soffermato e sul quale non tornerei, anche perché considero, forse ho approfittato un pochino, professore, dei tempi, ma per ringraziare particolarmente diciamo, di questo invito che fa tesoro della ricchezza maturata nella giurisprudenza sinora avuta anche in questi ultimi anni, diciamo anche da parte del giudice costituzionale della Corte dei Conti, e si apre anche a queste nuove prospettive. Quindi ringrazio nuovamente il Presidente del Consiglio regionale che ci ha ospitato, ringrazio il Professor Marini e tutti voi e spero di avere, come dire, scusando un po' se non so se abbia avuto un fil rouge unitario, ma diciamo ne esco sicuramente arricchito da questo confronto e mi auguro che ce ne possano essere non uno ma qualcuno in più e quasi una fisiologica interlocuzione tra i diversi sistemi e i diversi valori, le diverse istituzioni che la nostra Carta Costituzionale assicura e su cui veglia il faro della Corte Costituzionale. Grazie. Grazie a tutti e considero conclusi i lavori. Ci vediamo al prossimo anno.